ultimo consiglio comunale del 30 aprile 2019. Do subito la parola alla dottoressa Costalonga per l'appello. Tonon Roberto, Botteon Adriano, Carnellos Graziano, Costa Giulia, Criscuoli Silvia, Dareggian Antonio, assente. Darsie Caterina, Domini Ludovico, Assente, giustificato. Okay. Dus Marco, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Maset Giuseppe, assente. Posocco Gianluca, assente. Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, presente. Presente fuori aula. Vabbè, deve entrare però. Va bene, allora andiamo avanti. Io la metto assente, per ora assente, ok. Tocca Silvano. Sì, presente. Bene. 12 presenti. 12 presenti. E entra da re, 13. Sì, mettiamolo presente, sì. E scrutatori? 13. Darcier Fasan. Consigliere Fasan, accetta la nomina di scrutatore? Sì. Quindi. Bene, allora possiamo dare inizio al Consiglio Comunale e do la parola per delle brevi comunicazioni all'assessore Costa e poi all'assessore Oliana. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Tra le informazioni al Consiglio riteniamo corretto riferire su una lettera che anche tutti i consiglieri hanno ricevuto e che guarda la situazione del nostro ospedale all'interno del piano sociosanitario regionale 2019-2023 che è in discussione proprio in questi giorni presso le aule regionali. Tale piano segue quella profonda riorganizzazione della sanità veneta che ha visto l'accorpamento delle ULS a livello provinciale o quasi e la creazione dell'azienda zero nella quale sono centralizzati quasi tutti gli acquisti e le assunzioni, le acquisizioni anche del personale per tutta la regione Veneto. Riteniamo di precisare innanzitutto che la competenza a intervenire in materia di programmazione ospedaliera appartiene esclusivamente alla regione. Dalle nuove schede ospedaliere, peraltro, noi rileviamo un progressivo ridimensionamento del nostro ospedale, come pure quello di Conegliano, per cui non vengono date in loco alcune risposte che sono attese dai cittadini. Se da un lato può essere condivisibile l'esigenza di accentrare alcuni servizi, soprattutto quelli che richiedono l'impiego di tecnologie sofisticate e professionalità molto qualificate, non può non preoccupare il fatto che il cittadino debba accedere a volte a una struttura più lontana. Come pure nei servizi territoriali, il tempo per la risposta ad un'istanza venga allungato. Come esempio, è un problema che prima sorgeva nel distretto di Vittorio Veneto, molto spesso trovava soluzione qua, in loco. Ora viene trasferito a Treviso, a Conegliano oppure addirittura a Treviso, in attesa di una risposta che poi dovrà essere anche necessariamente uniforme alla risposta che verrà data agli utenti di Castelfranco o di Montebelluna o di Treviso stessa, dal momento che l'ULSS è unica e questo sarà un procedimento che richiederà un po' di tempo. Spiace rilevare dalle schede la progressiva eliminazione di figure apicali, tipo il primariato di radiologia e la direzione sanitaria, in linea del resto con le precedenti schede.
L'ulteriore riduzione a soli 10 posti letto della chirurgia generale, da 18 che erano, e il contestuale aumento di posti letto per la chirurgia programmata, cioè quella che funziona dal lunedì al venerdì. E ciò indica chiaramente il progressivo spostamento delle urgenze su Conegliano oppure addirittura su Treviso. Per l'ortopedia le schede prevede, leggo testualmente, attività prevalentemente di elezione, quindi limitazione delle urgenze. Terapia intensiva sono depennati definitivamente i 4 posti letto che erano previsti ma mai attivati. È confermata la divisione di ostetricia sperando che non diventi un reparto fisarmonica, lo chiamo io, cioè nel senso che si apre e si chiude. Nel 2017 è stato chiuso per 2 mesi, nel 2018 per 4 mesi, pure per esigenze di... Non so, sino a ieri. No, sul giornale di qualche giorno fa, e comunque c'è scritto che la direzione medica dell'evento sta per ripristinare. Ma boh. Aspettiamo. Beh, aspettiamo. Sì. No, scusi. Ma certo, ma scusi, io sto leggendo, allora, io sto leggendo questi dati, è la lettura della delibera della Giunta regionale numero 22 CR del 13 marzo 2019 e ripeto che, come ho detto all'inizio, che le schede ospedaliere sono attualmente, so che ieri c'è stato un incontro in 5ª commissione dove parlavano delle schede di l'ULSS nostra e anche quella di, so che c'erano problemi con Castelfranco, con lo IOV e quant'altro. Ora, io non è che dica bugie, nemmeno riporto i giornali. Ovviamente io aspetto l'atto ufficiale. Oggi è così, domani la Commissione delibera, prendiamo atto di questa indicazione, peraltro questa indicazione deve essere avallata dalla Giunta regionale, perché se intendiamo procedere per acta, cioè con i documenti ufficiali dell'amministrazione, bene, se intendiamo andare per giornali, allora è un altro livello. Comunque prendo atto che questo è oggetto, va bene, comunque se entriamo... Consiglieri, io vi pregherei di, con un po' di ordine, di lasciar finire il consigliere Costa. A me fa piacere che sia rimessa la direzione sanitaria, però... direzione medica di ospedale. A me fa piacere, però si tratta di una figura di un medico che fa un po' compiti organizzativi, amministrativo-sanitari. Avrei preferito un'apicalità di reparto, di servizio ospedaliero di reparto, che non avrei preferito rispetto alla direzione medico-ospedaliera, almeno per l'esperienza che ho avuto. Poi è confermata la divisione di ostetricia, però io spero che non diventi un reparto fisarmonica con 2 mesi chiusura nel 2017, 4 nel 2018. Visti c'erano delle motivazioni indubbiamente, dei lavori, fruizione di ferie, però visto i lavori che sono adesso stati fatti, eseguiti, auspichiamo che ciò non si verifichi più, pur essendo in atto i lavori per la sistemazione antisismica, e che eventualmente, se dovesse essere necessario, magari venga fatta a Conegliano un provvedimento analogo. Poi c'è la previsione per la divisione di ORL, la previsione di una unità semplice di attività maxillofacciale 6 posti letto, che prevede, come sappiamo, interventi demolitivi e ricostruttivi, i quali sono abbastanza sempre interventi pesanti. Però questo qualche perplessità mi fa sorgere, perché mi sorge qualche dubbio, perché senza una terapia intensiva presente, ho qualche dubbio, ho qualche dubbio sulla sua effettiva attivazione, però spero di essere smentito.
Poi la direzione dell'ULSS aveva programmato che il nostro ospedale sarebbe diventato polo provinciale dei Sergeri a decorrere dal mese di febbraio 2018, con il potenziamento dell'organico degli anestesisti e dei chirurghi. Non mi sembra sia stato fatto molto, comunque chiederemo i dati di attività per un riscontro su questo. È confermato poi l'ospedale di comunità con 30 posti letto. Questa è una notizia anche questa positiva, anche se la sua collocazione fisica e gestione operativa non risultano ben definite, perché una volta pare che passi tutto all'ospedale, oppure gestito dall'ospedale, oppure da una casa di riposo e quant'altro. Speriamo che questa sia la volta buona per vederlo, questo ospedale di comunità. Concludo dicendo che questa amministrazione è intervenuta più volte sia presso la direzione dell'ULSS che presso gli uffici regionali e anche recentemente, il 3 aprile, per sollecitare l'avvio dei lavori stessi per la messa in sicurezza dell'ospedale e auspica che tutti i reparti ospedalieri e relativi servizi, così come previsti nella programmazione regionale, offrano le migliori condizioni di sicurezza al cittadino. Grazie. Grazie, Assessore Costa. Assessore Uliana. Prego. Buonasera a tutti, 2 brevi comunicazioni. Ricordo che ospiteremo questo fine settimana, il 4 e il 5 maggio, a Vittorio Veneto, il 53esimo concorso corale nazionale. Concorso che ha superato il mezzo secolo e che ci vede punto fondamentale di riferimento per la coralità nazionale. Un concorso quindi che è cresciuto nel corso di questi anni e un'operazione che vale la pena di continuare a condurre con l'impegno come sempre abbiamo fatto. L'altra comunicazione riguarda una prossima mostra che verrà inaugurata il 21 di maggio e durerà fino al 3 agosto 2019 dal titolo 15-18 Istanti e luoghi del fronte italiano, dedicata quindi alla Grande Guerra con le fotografie del fondo Marzocchi. E questa esposizione, che è già stata presentata con successo all'ambasciata italiana di Canberra in Australia, passerà adesso nel Museo Italiano, sempre in Australia, di Melbourne. Questo museo italiano è un'istituzione collegata al COASIT, che è un'agenzia di assistenza per gli emigrati provenienti dall'Italia e che è posta proprio significativamente nello stato di Victoria, cioè in quella federazione australiana dove c'è il maggior numero di nostri connazionali e di loro discendenti arrivati dopo la prima e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. E in questo evento il COASIT riceverà anche in dono un volume, una pubblicazione che contiene i nomi di circa 2000 combattenti della Grande Guerra che ottennero il cavalierato di Vittorio Veneto e che emigrarono in Australia. Quindi un altro ponte che abbiamo culturale storico che abbiamo creato attraverso il nostro museo della battaglia di Vittorio Veneto e il fondo Marzocchi con gli italiani che si trovano anche in un paese, in un continente così lontano da noi. Grazie. Grazie, Assessore. Possiamo passare quindi al punto numero 2 all'ordine del giorno, rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, approvazione. Inviterei il Presidente, il Dottor Michele Genovese, il Dottor Gianni Andretto e il Dottor Luca Franchetto ad accomodarsi. Sì, il Dottor Genovese qui al tavolo e gli altri li facciamo accomodare di fianco. Perfetto. Grazie. Prego, benvenuto. Buonasera. Allora, do subito la parola all'assessore Napoli per illustrare il punto all'ordine del giorno. Prego. Sì. Beh, questo è come avete visto dalle documentazioni, il rendiconto relativo all'esercizio 2018.
ovviamente diamo per letti, diciamo, tutti i documenti e la corposa documentazione che viene prodotta per l'illustrazione di questo punto. Gli elementi più interessanti sono quelli compresi all'interno dell'allegato A, dove vengono riassunti tutti i dati dell'esercizio appunto 2018. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è pari a 5.973.799. Così questa somma è il derivato di tutta una serie di altri elementi e quindi è composta dalla parte accantonata, che è pari a 3.033.512,91, che è costituita da fondi crediti di dubbia esigibilità. Poi abbiamo un fondo contenzioso che è pari a 73.300, altri accantonamenti per 52.926, quindi la parte totale degli accantonamenti è 3.559.739,30. Poi c'è la parte vincolata. Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, che è pari a 53.051,83. Questi sono somme che costituiscono il 10% dei valori sulle alienazioni di beni immobili del Comune, che vanno a costituire un fondo che poi deve essere, diciamo, utilizzato per che deve essere utilizzato per l'estinzione di mutui. Attualmente noi abbiamo circa 18.000 euro accantonati e quindi man mano che si prosegue con l'alienazione dei beni immobili, appunto, si va a rimpinguare questo fondo, che quando avrà raggiunto, come dire, una somma sufficiente, si potrà procedere con l'estinzione dei mutui. Quindi la totale della parte vincolata è 53.051,83, come vi dicevo. Poi c'è la parte destinata agli investimenti, che è parte destinata agli investimenti, voi vedete, è suddivisa in due parti, che è 1.856.112. Ecco, di questa parte, di questa somma, una quota di 1.051 è già stata utilizzata in sede di bilancio di previsione. E quindi rimane una quota ulteriore, diciamo, di 805.000 euro, ricompresa dentro il risultato finale, che è di 906.896,34, e questa è la parte libera di tutto l'avanzo che è utilizzabile, che sarà, diciamo, utilizzabile dopo aver esperito tutte le verifiche che sono previste dalla normativa, cioè la verifica degli equilibri di bilancio e una serie di altre graduatorie. Poi alla fine si potranno utilizzare, per esempio, per investimenti di opere pubbliche, oppure anche per spese correnti non ricorrenti, ecco, diciamo così. Quindi questo è il dato principale. In questo risultato, che è leggermente insomma, superiore rispetto al 2017, che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 era 3.456.93, oggi abbiamo 5.975.799, è dovuto da una serie di elementi concomitanti. Uno è le attività del centenario hanno assorbito come dire, potenzialità e professionalità all'interno dell'amministrazione, che
sono state impegnate appunto per seguire le attività del centenario, e quindi le attività sulle opere pubbliche ne hanno un po' risentito, e quindi le spese, gli investimenti che erano previsti sono stati rinviati all'anno successivo, cioè sono diventati avanzo di amministrazione fondamentalmente, che vengono adesso hanno la possibilità di essere adesso utilizzati. E poi ci sono stati anche elementi derivanti dall'incremento della parte accantonata, ad esempio il fondo crediti dubbia esigibilità, che è legato all'andamento delle attività di riscossione. Voi sapete che da un paio d'anni è in corso una importante azione di recupero, di elusione, di evasione, eccetera, per quanto riguarda le imposte proprie del comune, e più cresce la somma prevista all'incasso e più sale il fondo crediti dubbia esigibilità. Ecco, questo comunque sono accantonamenti che poi vanno a liberarsi man mano che si scaricano le somme per le quali diciamo così, erano stati previsti. Altre cose sono state anche le difficoltà nel portare a termine le assunzioni di personale che erano state previste. Quindi qui ci sono state anche qui difficoltà di varia natura. Noi pensavamo di utilizzare di più lo strumento della mobilità, in realtà questo è stato utilizzato in maniera molto parziale, e quindi c'è necessità di attivare dei concorsi, e questo produce tempi più lunghi, eccetera, eccetera. Quindi le somme che si erano previste sono anche queste rientrate all'interno di questo documento. Nella relazione che immagino abbiate tutti letto, la relazione della Giunta sulla gestione, sono riportati gli elementi principali, anzi tutti gli elementi in maniera analitica e dettagliata, cifra per cifra e voce per voce, spiegandone a fondo, diciamo, l'origine, i contenuti e le motivazioni. Un'ultima cosa, sempre in questa relazione c'è, a pagina 69 e 70, c'è una pagina così interessante che ci dà forse la fotografia dell'attività amministrativa, cioè spese di rappresentanza, elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2018. Queste spese di rappresentanza assommano ad euro 349,90, e quindi vuol dire che siamo all'interno del francescanesimo spinto, oserei dire. E basta, vi ringrazio. Grazie, Assessore Napoli. Adesso io darei la parola al dottor Genovese, che invito poi a rimanere almeno fino alla fine del primo giro di interventi. Prego. Aspetti. Bene, buonasera. Parto così dai fondamentali dati della gestione 2018. Allora, la gestione finanziaria chiude con un fondo cassa di 5.280.000, l'ente quindi gode di buona liquidità, non ha dovuto attivare l'anticipazione di tesoreria, è un ente anche efficiente nei pagamenti, che in linea di massima rispetta anche la direttiva europea dei pagamenti entro i 30 giorni. Per dare un'idea, sono stati emessi circa 13.000 mandati e reversali, quindi 13.000 pagamenti. Questo dà anche l'idea del carico di lavoro dell'ufficio ragioneria. L'avanzo di amministrazione è di 5.976.000. La quota più grossa sono 3.100.000, che è quella parte accantonata, soprattutto per il fondo crediti dubbia esigibilità 3 milioni di euro, e la restante parte per due fondi, quindi per una certa prudenza, sono dei fondi rischi legati a possibili contenziosi o a passività potenziali.
Di questo avanzo di amministrazione c'è una parte libera di circa 900.000 euro che rappresenta una risorsa aggiuntiva che quindi potrà essere applicata a bilancio e consentire nell'arco del 2019 anche una maggiore possibilità di spesa. Ecco, il patrimonio netto dell'ente, lo vediamo dal conto del patrimonio, è di 119 milioni di euro. Abbiamo anche il conto economico evidenzia un valore negativo di 4 milioni e 5, legato soprattutto all'operazione straordinaria legata alla TM Servizi. Ricordo che però nei comuni il conto economico non è particolarmente significativo perché è evidente che l'ente non ha lo scopo di produrre utili. È invece molto più significativo andare a vedere i cosiddetti conti economici parziali dei servizi, e mi riferisco ai 9 servizi a domanda individuale dove l'ente applica delle tariffe, perché appunto si tratta di verificare che servizio per servizio ci sia una congrua copertura dei costi con le tariffe nel rispetto anche della socialità che l'ente vuole realizzare. Vediamo che mediamente quello che cittadini e utenti pagano per i servizi a tariffa è il 55% dei costi, si va poi da percentuali più basse su quella che è l'area della cultura, ad esempio sui musei siamo attorno al 35%, arriviamo al 77% di copertura nel caso delle mense e al 58% nel caso dei servizi legati allo sport. Ecco, un dato estremamente importante è poi che il bilancio è un bilancio sano e questo lo vediamo da qualche anno a questa parte viene richiesto di allegare al bilancio quelli che chiamano il test di dissesto, cioè 8 indicatori, qualora almeno metà di questi indicatori fosse di valore positivo, l'ente sarebbe un ente dissestato. Qui abbiamo tutti 8 valori negativi, quindi è assolutamente un dato oggettivo, è una caratteristica delle amministrazioni del nord Italia, perché in Italia abbiamo circa 440 comuni in dissesto con piano di riequilibrio, quindi 1 su 5, il record ce l'ha in Calabria, dove praticamente un comune su 4 è in dissesto o in riequilibrio, si arriva a 1 su 5 in Sicilia e in Campania. Nel nord Europa invece, sì, nel nord Italia invece abbiamo dei casi assolutamente limitati. Ecco, l'ente poi ha rispettato l'equilibrio di parte corrente del bilancio, quindi le entrate ricorrenti hanno consentito di coprire tutte le spese di funzionamento dell'ente e il rimborso dei mutui assunti in anni precedenti, con un avanzo di 1.276.000 euro e il fatto che l'equilibrio di parte corrente è assolutamente positivo lo vediamo anche dal fatto che tutti gli oneri di urbanizzazione, che sono stati 436.000 euro, sono stati destinati al finanziamento di investimenti. Ecco, andando così nel merito delle entrate e delle spese di parte correnti, ecco, le spese di funzionamento sono state di 17 milioni, un 9% in più rispetto al 2017. La voce più rilevante è rappresentata dal costo del lavoro, circa 6 milioni di euro, 35% della spesa corrente. Ecco, una voce particolarmente rilevante sono stati anche gli interessi passivi, 954.000 euro, di cui 913.000 euro legati ai derivati, all'operazione sui 2 contratti derivati in corso. Ecco, significativo è poi il dato del recupero evasione, con accertamento di entrate per 835.000 euro, il codice della strada, quindi le multe, le sanzioni codice della strada 202.000 euro,
Ecco, significativi anche i dividendi delle società partecipate, 207.000 euro, 120.000 dalla Vittorio Servizi e 87.000 da Asco Holding. Passando alla parte in conto capitale, abbiamo avuto investimenti in infrastrutture e opere pubbliche per 3.479.000 euro, finanziati senza ricorso a nuovo indebitamento. Qui è stato particolarmente significativo l'apporto dei contributi che hanno concorso per 2.413.000 al finanziamento degli investimenti. Ecco, il Comune ha anche un bassissimo livello di indebitamento, infatti ha un residuo debito su mutui per poco più di 7 milioni di euro, ecco, ha però, come dicevamo prima, quel peso importante nella parte corrente del bilancio dei contratti derivati. Ecco, come così si era visto anche la volta scorsa, le operazioni in derivati hanno un apporto positivo viste nell'arco del periodo complessivo della loro durata, perché consentono di realizzare nei primi anni opere e interventi. Chiaramente se l'analisi è legata a chi si trova ad amministrare negli ultimi anni, legati anche agli ultimi anni di durata del contratto, si trova ad avere degli oneri importanti, infatti qui dicevo oltre 900.000 euro. Ecco, passando così alle conclusioni, ecco la raccomandazione, qui mi sento un po' di rinnovare quelle fatte in sede di bilancio di previsione, quindi di proseguire nell'attività di riduzione dell'elusione, dell'evasione tributaria, di così consolidare un costante monitoraggio sulle attività delle partecipate, ricercare quelle forme di gestione associata che possono apportare dei benefici e delle economie di scala, quindi minori costi nella produzione dei servizi oppure servizi in più che si possono dare ai cittadini, e anche l'importanza di comunicare ai cittadini le iniziative e i servizi dell'amministrazione secondo logiche di bilancio sociale, perché qui siamo sempre su un bilancio finanziario che è un documento di aride cifre molto tecniche, invece ci sono anche degli strumenti evoluti di comunicazione verso il cittadino come il bilancio sociale, che così mettono in evidenza anche l'impatto e gli effetti delle varie politiche e dei servizi pubblici. Ecco, quindi tutto ciò premesso, potendo attestare che il rendiconto corrisponde alla risultanza delle scritture contabili, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione. Grazie, dottor Genovese. È aperto il dibattito, la parola ai consiglieri. Consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente. In Commissione ci si era soffermati soprattutto su un dato, ovvero commentando il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, ovvero l'incremento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 che arrivava a 5.975.000 euro rispetto ai 3.450.000 dell'anno scorso, quindi con un incremento di 1,5 milioni, che è un incremento decisamente importante, di quasi il 50%. E il commento, diciamo, mi sembra, non ricordo le parole esatte comunque dell'assessore, perché sì, che è stato anche anticipato adesso brevemente, che ha commentato questo dato dicendo vi sono molte risorse che non sono state spese, delle spese che sono slittate, e anche per via del centenario. E io volevo sapere un po' dai revisori se una lettura di questo dato e se esistono casi analoghi, perché mi sembra decisamente un dato numericamente importante,
un aumento da 3,4 a 5,9 sì, clamoroso mi sembra come risultato, e volevo un po' una lettura, se è possibile, da questo dato capire qualcosa che non funziona in questo comune. Grazie. Grazie, consigliere Botteon. Prego, consigliere Sant'Antonio. La discussione del rendiconto dell'esercizio finanziario è un utile momento di riflessione su come il Comune ha agito e investito le proprie risorse. L'anno oggi in rendiconto è il 2018, l'anno del centenario. Abbiamo sentito parlare anche l'assessore adducendo a risorse inserite nel bilancio abbastanza consistenti. Faccio queste riflessioni per una doverosa sorta di par condicio. Ai 100 giorni dopo il centenario, in cui il salotto televisivo da Pontiano di Federico Campodall'Orto ha ospitato uno ad uno gli assessori per ricordare le grandeur celebrativa da poco conclusa, sembra oggi più che legittimo aggiungere questi miei 200 giorni dopo il centenario, per dare voce ora a chi allora non ha avuto voce. Come ha vissuto Vittorio Veneto il centenario? Come sono state utilizzate le ingenti risorse che il Comune vi ha impegnato? Cosa resta alla città e ai vittoriesi? Con un paragone, forse imbarazzante per gli amministratori di oggi e ad essi non gradito, con quanto fatto dagli amministratori di 50 anni fa, nel cinquantenario del 1968. Nonostante il primo cittadino, anche giovedì scorso davanti al presidente Mattarella, abbia categoricamente escluso la natura commemorativo-militare del centenario in città, tale connotazione è inequivocabilmente fissata nell'ordito delle manifestazioni che si sono susseguite. Hanno dominato i raduni d'arma sia italiani che stranieri, tutti illustrati in tenda TV con competenza e dovizia di particolari storico-militari dall'assessore al centenario, che ora, a centenario concluso, meriterebbe una docenza in storia militare all'Accademia di Modena. Certo, ci sono stati anche altri avvenimenti, tutti però di profilo locale, senza benché minimo ritorno alla città. Ne è prova su tutti il colossale insuccesso degli ospiti in Pinacoteca a Villa Croz. Diciamolo con franchezza, il centenario è stato ricordato e celebrato dalla città allo stesso modo in cui un nobile decaduto ricorda e celebra i fasti passati del proprio casato, dove la memoria, intrisa di nostalgia e magari anche un po' di retorica, fatica a saldarsi alla complessità dei problemi di un presente non più roseo come un tempo, bensì carico di problemi che la carenza di risorse e di determinazione faticano ad affrontare, invitando ad un tuffo sterile dei ricordi del passato. Lo stesso costosissimo logo di Quando scoppia la pace è parso il leitmotiv di un provincialismo autocompiacente e acritico, con venature di pacifismo arcobalista e di cristianesimo migrazionista senza teologia, entrambi protesi verso i confusi lidi di un villaggio globale senza popoli e senza culture, ma uniformato alla religione unica universale, tanto cara alle lead mondiali dei cosiddetti poteri forti. Ubriacatura da centenario, sarebbe da chiamarla. Tralasciando i costi sostenuti dal Comune, che ad oggi non sono né chiari né rendicontati al dettaglio, ma che assommano comunque centinaia di migliaia di euro, e nonostante una mia interrogazione in materia, cosa resta del centenario alla città? Non si è riusciti neppure a rimettere in ordine la fontana degli Arditi di Salsa, uno dei simboli della liberazione della città il 30 ottobre 1918, dagli occupanti austro-ungarici. Anzi, la si è maltrattata con un vergognoso idrolavaggio che ha portato alla sanzione di 2.293 euro da parte della soprintendenza nei confronti del Comune. Del centenario restano essenzialmente le manifestazioni d'arma, gradevoli, ben curate, bei momenti rievocativi, belle feste, ma nulla più,
come ha osservato acutamente in quest'Aula il collega Botteon nella seduta del 28 settembre 2018, causando la replica stizzita dell'irrefrenabile assessore al centenario. Alla fin fine si potrebbero anche però tralasciare i limiti che ho richiamati, se almeno fosse stata l'occasione per mettere un po' in vetrina la città. Poco o nulla invece per Vittorio sui media nazionali, mentre le occasioni non mancarono nel cinquantenario del 1968. Su tutte la imponente celebrazione e inaugurazione del monumento col presidente Saragat e il Giro d'Italia. Sapientemente programmato con tappe a Vittorio, Trieste e Trento, venne chiamato Giro d'Italia del cinquantenario della vittoria, una intuizione di un grande italiano dello sport, il patron del Giro Vincenzo Torriani, che a Vittorio in quella circostanza si avvalse della fattiva e preziosa collaborazione dell'allora assessore allo sport Dario De Bastiani. Le immagini in bianco e nero della maglia rosa Eddy Merckx e del campione italiano in carica Franco Balmamion, che portavano la corona dall'oro ai caduti al Museo della Battaglia, furono viste in ogni casa d'Italia. E in ogni casa d'Italia fecero parlare di Vittorio Veneto. E si potrebbero ancora tralasciare i limiti che ho richiamato in precedenza, se almeno si fosse riusciti ad ottenere qualcosa di tangibile in città. Ad esempio, con la donazione di un immobile ex militare da parte dello Stato per un significativo uso pubblico e sociale, che restasse scritto e iscritto a futura memoria, quale legame indelebile tra comunità nazionale e la città, nel cui nome si arrivò 100 anni fa al completamento dell'unità nazionale. Ricordando e facendo magari presente, per tempo, a chi di dovere, che nel 1968 il governo nazionale fece dono alla città di 300 milioni di allora, per un'opera di interesse sociale con cui si costruirono piscina e palestra comunale, e che sempre il governo nazionale contribuì alla realizzazione del monumento con 20 milioni su 30 di costo complessivo, cosa ora dimenticata, ma comunque anch'essa documentata. Opere concrete, tuttora presenti, come gli impianti sportivi, e tuttora splendenti a futura memoria, come il solenne e drammaticamente evocativo monumento in bronzo e marmo di un grande artista, un grande scultore del Novecento italiano, quale fu Augusto Müller. Altro che Bandot sull'arco austriaco di Piazza Flaminio o le peneade del Calzina Bianche sul lastricato di Piazza Minucci o le croste de Poenta de Cagliera di Rione 66 in centro, già messe in soffitta dopo le giuste proteste dei residenti. Altri tempi, si dirà, certo, ma anche altri amministratori. Grazie. Ho fatto fatica a lasciarla concludere perché non ho capito sinceramente se questo intervento era compatibile con questo punto all'ordine del giorno. Si commenta, a mio giudizio si commenta da solo. Consigliere Saracino, prego, a lei la parola. Buonasera a tutti. Bene, vedo che fino alla fine dei consigli comunali manteniamo un tono di un certo livello. Allora, detto questo, io faccio una domanda che magari in commissione è già stata fatta e magari è stata data risposta, perché ho fatto anche un'interrogazione, un accesso agli atti, non ho avuto la risposta sui costi effettivi globali del centenario, cioè quanto ci è costato. Dopodiché mi fa piacere sapere che avremo 900.000 euro da spendere, quindi insomma i soldi, si dice sempre che i soldi non ci sono, invece stasera ribadiamo che i soldi ci sono ma non vengono spesi. È una cosa che secondo me un po', mi ha lasciato un po' scettico quando ho visto gli introiti della tassa di soggiorno, che il 2018 è stato più basso del 2017. Quindi vorrei chiedere se c'è un problema di discussione di crediti oppure il dato che viene dato è realmente quello, e se è stata fatta un'analisi su questo dato così basso, visto che era l'anno del centenario. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Carnellos. Sì, volevo rispondere al sindaco appunto che si domandava dell'intervento del consigliere Sant'Antonio. Sa, sindaco, si è fatto il compitino per iscritto e quindi doveva pure leggerlo qualcuno.
io non scrivo, di solito i compitini, sa, ce li ho nella testa, e mi verrebbe da dire usque tandem abutere pazienza nostra all'esimio collega Sant'Antonio e la sua lingua viperina che, come si può dire, di fronte a un bilancio che è la prova provata che in questi 5 anni questa città è stata amministrata da gente per bene, non gente cialtrona. È vero, viviamo nell'epoca forse che qualcuno avrebbe voluto qualche sceneggiata in più, o che forse premia i saltimbanchi della politica piuttosto di chi con coerenza, con impegno ha dedicato tempo alla sua città. Ed è stata una soddisfazione per me leggere la relazione di revisione dei conti e ascoltare la relazione del dottor Genovese, perché indica una cosa: questo gruppo è stato, come si può dire, davvero esecutore di quelli che una volta si chiamavano il buon padre di famiglia. Non abbiamo sperperato e peraltro lasciamo anche a chi verrà delle risorse. Non abbiamo grattato il barile. Credo che se i vittoriesi avessero la pazienza, ma è un po' complesso, di guardare i numeri, si accorgerebbero di come siamo stati gente per bene. E guardate, lo dico anche con un po' d'orgoglio, perché credo anche i consiglieri di opposizione sanno quanto è difficile amministrare, quanto è più facile dire no e no e no, o dire un presepe non mi piace, senza poi spiegare che tipo di presepe vogliono. Vedete, è vero che viviamo nell'epoca del so tutto mi, dell'epoca in cui ciascuno pensa di essere architetto, geometra, medico e sa tutto di tutto. Non è così, non è così. E è davvero, come si può dire, patetico, visto e considerato che qualcuno ha parlato del centenario, paragonare il 68, gli anni del boom economico, agli anni della recessione. Mi piacerebbe sentirlo, il sindaco del centenario, del cinquantenario, c'è ancora, e fu un grande sindaco. Tra l'altro anche della nostra parte, guarda caso. E noi diciamo, certamente, c'è qualcun altro che ha nominato, quando mi si tira a Cimenti vado a Cimenti, che si sappia. Guardate, meno male. Ecco, e dico in questa prima parte, perché credo che il tempo che ho, se qualcuno mi dice è tiranno, ma quelli sono i minuti, lo farò continuare nel secondo intervento, perché, vedete, io non sono mai stato uno di quelli che dice noi siamo meglio. A un'amministrazione ne segue un'altra. Gli oneri di un'amministrazione talvolta ricadono in quella successiva. Così è nelle istituzioni. Così è quando si ha la consapevolezza di far parte delle istituzioni. Non avete mai sentito questo consigliere coi peana nel dire sì, ma paghiamo i debiti?
Il dottor Genovese ha detto che siamo un'amministrazione che è arrivata quando o dopo gli aspetti positivi derivati stanno arrivando gli aspetti negativi. Andiamo là, abbiamo trovato, pagato, fatto, senza tante storie. E nonostante questo appare la buona amministrazione. L'ultimo flash, le spese di rappresentanza. Sì, forse qualcuno ci dirà avete sbagliato, guardate che dalle altre parti si fa bei, Pizzetto e Cotillon, che questo così si prendono i voti. No, noi 334 euro. Credo sia buona amministrazione. Secondo aspetto, è vero, probabilmente nelle nostre famiglie in questi 5 anni non è arrivata la carta patinata dell'incensamento di chi era in amministrazione. In altri tempi era di moda far arrivare quella carta patinata, che costava soldi. Noi abbiamo pensato che in tempi di magra, in tempi in cui i cittadini soffrono, era giusto non buttar via in libretti e libricini, né buttar via in addetti stampa. Abbiamo fatto noi, può essere una cosa artigianale, può essere una cosa forse retro, ma credo sia la prova provata che, finisco dove ho iniziato, siamo stati davvero gente per bene. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. La parola va al consigliere Darè. Sì, io non entro nel merito del centenario perché penso che l'amministrazione abbia fatto quello che effettivamente poteva fare e quello che le risorse erano compatibili quindi con le manifestazioni. Io spero che il consigliere Carnelos non si riferisse a siamo stati una buona amministrazione, perché dopo 5 anni siamo all'ultimo consiglio comunale dove ci siamo scontrati e confrontati anche aspramente, però penso che diciamo che questo bilancio poi goda anche di un avanzo di amministrazione che ci è stato dato, che era del Comune di Vittorio Veneto, in parte restituito, e quindi che è quello che io ho sempre detto in più occasioni nei bilanci, che l'IMU delle zone industriali sono del Comune e non sono dello Stato. E lo sto ripetendo anche chi in questo momento sta a Roma con il mio colore politico. Alcuni sono anche sindaci, perché l'amministrazione locale non può andare avanti di stenti e vivere di stenti. Quindi ben venga questa formula di restituire quei soldi che non è che si danno soldi nuovi, sono soldi sempre dei vittoriesi, dei contribuenti vittoriesi accantonati per 1000 motivi, che adesso ritornano nelle casse. Quindi penso che questo sia, ripeto, stata un'amministrazione, io non entro nel merito, ripeto, ci siamo confrontati e scontrati, come giustamente ognuno ha fatto la sua parte. Sulla carta patinata non sono d'accordo con lei, quella carta patinata che è stata mandata dalla mia amministrazione è stata autopagata dal sottoscritto, quindi spero non si riferisca a quella dell'ultima tornata, perché ripeto, se un'amministrazione, io penso che invece un'amministrazione dovrebbe avere il compito, il dovere di poter illustrare i 5 anni di mandato. Non si può fare perché sono cambiati i tempi e la Corte dei Conti non lo permette, però sarebbe giusto che un'amministrazione potesse esprimersi in quello che ha fatto o non ha fatto in questi 5 anni, in maniera tale che ognuno lo può confrontare su quello che è stato il programma iniziale e quello che è stato le opere effettive. Quindi chiudiamo questa così amministrazione? Sicuramente sì. Sono stati consigli sicuramente all'arma bianca, perché qualche segretario comunale se n'è andato dopo 2 consigli impaurito, perché si iniziava alle 8 e si andava a casa alle 3 del mattino, ma probabilmente era uno spirito nostro di confrontarsi,
Quindi penso che siamo all'ultimo mandato, il centenario secondo me è stata un'occasione, si poteva fare di più, sicuramente sì, ma le risorse te lo devono permettere e quindi purtroppo, ripeto, questo è stato quello che si è potuto fare. Penso che comunque però la città sia stata al centro dell'attenzione, quantomeno con quello che si poteva fare. Io lo dico, lo ripeto, per me sarebbe stata estremamente il coronamento di la grande durata nazionale degli alpini. Non è stato così, è stato il Triveneto, grazie lo stesso agli alpini, perché non tanto per le adunate, ma per quello che fanno al servizio delle nostre comunità, non solo di Vittorio Veneto, ma di tutte le comunità. Quindi una nota e chiudo, è morto anche Iroso, mi dispiace, di cui eravamo sicuramente tutti affezionati. Grazie consigliere Darè, mai dire mai in merito alla donata degli alpini. Consigliere Fasan. Prego. Grazie Presidente. Non volevo nemmeno intervenire su questa discussione perché dopo un anno di interventi sul bilancio comunale le mie affermazioni credo che siano di pubblico dominio, però ho voluto fare una precisazione dopo che il Presidente Tocchetta aveva ripreso Sant'Antonio. Questa sera, se ancora ce ne fosse stato bisogno, abbiamo visto che ci sono due maniere di trattare i consiglieri comunali. Sant'Antonio è stato ripreso, Carnelos no. Non so se la cosa può essere a vantaggio del Presidente, non so. Poi dice 343 euro di rimborso. Cosa sono i rimborsi? Io ho fatto 15 anni consigliere e assessore, malgrado Napoli, dica a Napoli vada a vedere se è vero quello che dico. 15 anni comunità montana assessore e vicepresidente, mai preso un euro di rimborso, pertanto con me sfondi una porta aperta. Poi non so se qualcuno altro ha preso dei rimborsi. 343 sono troppi. I derivati sì, mi riferisco a quello che ha detto il Presidente dei Revisori. I derivati portano vantaggio appena fatti e poi devono essere pagati dalle amministrazioni susseguenti. Posso parlare? Grazie Sindaco. No. Spiegando all'assessore Costa che mi chiedeva che lei, ahimè, devo dire, confonde le spese di rappresentanza con i rimborsi. No, io ho detto rimborsi spese. Lui ha detto rimborsi spese. No, si parla di spese di rappresentanza. Allora e c'è il documento allegato. Rimborsi spese. Va bene, io ho parlato di rimborsi spese, io non, le spese di rappresentanza non so chi le abbia fatte di noi, non lo so. Ma io rimborsi spese e spese di rappresentanza mai fatte, pertanto sono d'accordo con Carnelos, non vanno fatte. Se uno vuole fare l'assessore si li paga. I derivati si portano vantaggio alle amministrazioni susseguenti, però il derivato che abbiamo fatto noi andava a coprire una spesa storica di 19 milioni di euro, mi sembra, no? No, 12 milioni di euro con degli interessi tra l'8 e il 19%. Noi li abbiamo ridotti a 4%, pertanto i derivati sì, ci hanno concesso fare anche 2 scuole e qualcuno adesso li sta pagando, li pagherà anche la prossima amministrazione. Il problema non sono i derivati, sono la capacità dell'amministrazione di andare a reperire fondi, perché i derivati sono debiti pregressi delle altre amministrazioni che anche questa amministrazione lascerà, visto che ha acceso 2 mutui e che li pagherà le prossime amministrazioni. L'avanzo di amministrazione il governo giallo-verde da quest'anno ha concesso alle amministrazioni comunali di poter inserire il bilancio. Sbaglio? Graziano, prima non si poteva fare, pertanto se noi avessimo avuto tutti gli avanzi di amministrazione sicuramente non avremmo dovuto nemmeno fare
i derivati. Noi abbiamo lasciato meno debiti di quelli che abbiamo trovato, Infatti la nostra capacità indebitoria, che è l'indice di come l'amministrazione lavora, era più bassa di quello che avete voi. Io penso che ho risposto, perché io intervengo solamente per chiarire delle cose che gli spettatori a casa resta il dubbio. Ma io dico le cose come sono, poi deciderà gli spettatori se è vero o no. Ha terminato, grazie consigliere Fasan. E chiede la parola il consigliere Dus. Sì, buonasera innanzitutto. Visto che c'è stata fatta un po' di analisi excursus degli ultimi 5 anni, in riferimento a questo punto, io molto brevemente anch'io dico 2 parole. Questo è l'ultimo consiglio comunale che questa amministrazione farà. Un'avventura partita nel giugno del 2014 e che vede con questo atto appunto di bilancio concludersi. E credo sia significativo il fatto che venga portato un bilancio a votazione, a segno anche di un processo che si conclude anche dal punto di vista amministrativo come va concluso, cioè con un voto all'interno di quest'Aula e quindi non lasciando a metà il percorso. Naturalmente chiunque dopo verrà dovrà ripartire da qui e costruire un altro percorso di 5 anni. Sono state fatte delle accuse secondo me un po' pesanti in riferimento al centenario, però la difesa non la faccio perché l'ha già fatta il consigliere D'Arè, che mi ha messo anche un po' in un certo stato confusionale, non so più se dove sono io, dove è la maggioranza, se D'Arè è entrato nella maggioranza, se la vostra coalizione è ancora una coalizione, perché siete una coalizione dove uno dice che il centenario è stato un disastro fallimentare e un altro consigliere dice della stessa coalizione che invece è stato fatto quello che è stato possibile fare con i soldi a disposizione. Ho ritrovato nelle parole di Sant'Antonio alcune frasi che sento spesso nelle osterie che anch'io frequento e che sono un linguaggio che è tipico proprio di quelle osterie e dove mi trovo benissimo. Mi fa un po' strano ritrovarle però all'interno di un'aula consigliare, però voglio dire ognuno usa il linguaggio che più gli aggrada e quindi assolutamente lecito ogni suo contributo. Credo che il centenario sia stata una buona occasione per questa città, una buona occasione per mettersi in luce e per rivendicare anche una serie di valori che vediamo infrangersi però quotidianamente anche recentemente. Credo inoltre che la Tenda TV abbia sempre fatto un lavoro lodevole, lo ha fatto sia nella narrazione di questi consigli comunali che ricordo prima del nostro arrivo non si potevano seguire da casa, un elemento di novità che spero possa proseguire anche in futuro. Inoltre, per quanto riguarda la questione mutui o derivati, per quanto riguarda la questione mutui e derivati, la differenza ho già tentato più volte di spiegarla al consigliere Fasan, e però, ripeto, non è che posso ogni volta anch'io fare questo compito di dover spiegare le cose. Per cui mi arrendo, devo dire la verità Fasan, mi arrendo, di fronte a lei mi arrendo, i mutui sono una cosa, i derivati sono un'altra, se siamo ancora qui a fine aprile del 2019 a cercare di capirne la differenza, vabbè, a un certo punto uno cosa fa? Si arrende e io... detto questo, ripeto, il bilancio mi sembra un bilancio che vada, che come hanno certificato i revisori dei conti, è un bilancio che si chiude e dal mio punto di vista ci sono notevoli elementi positivi e spero che chiunque si troverà, ripeto, a governare la città continui a trattare la propria città in maniera positiva. Grazie.
Grazie consigliere Dus. Vedo che è concluso il primo giro di interventi, quindi darei la parola al dottor Genovese, all'assessore Napoli, a chi vuole chiarire qualcosa, all'assessore Turchetto. Dopo. Prego. Allora, rispondo al consigliere Botteon che chiede, dice l'avanzo di amministrazione di 5 milioni e 9 è un elevato avanzo, un elevato avanzo è generalmente spia della difficoltà a spendere, della lentezza a spendere e della tesaurizzazione di risorse. Allora va detto che questo avanzo di 5 milioni e 9 in realtà per 2 milioni e 3 deriva dall'avanzo di anni precedenti non applicato, perché era quella quota accantonata che per prudenza non va applicata, qui soprattutto per coprire eventuali rischi di crediti non incassati. Quindi, a mio modo di vedere, dovremmo ragionare su 3,6 come livello di avanzo. Allora, c'è così un parametro empirico che è quello di rapportare l'avanzo di amministrazione al totale delle entrate accertate. Quindi qui avremo 3 milioni e 6 di avanzo originato dall'anno su 31 milioni e 4, quindi è circa l'11,5% delle entrate movimentate a bilancio. Ai miei tempi all'università insegnavano così, dicevano c'è un parametro empirico che quando l'avanzo di amministrazione supera il 5% delle entrate, allora come dire, non si è più in una soglia fisiologica, ma denota così una certa difficoltà a spendere. Però questo valeva con il precedente sistema contabile. Oggi con la contabilità armonizzata, che mi chiede di applicare il concetto di competenza finanziaria potenziata, per cui tutte quelle obbligazioni che non sono esigibili a fine anno vanno a economia, ecco, ha portato, quindi certamente questa soglia del 5% non è più significativa, ecco. Così credo che ci si possa avvicinare anche a un 10%, quindi così non mi sento, ecco, certamente si può far meglio, tutto è migliorabile, però credo che se andiamo anche ad esaminare nel merito, il grosso riguardi soprattutto la spesa di investimento, perché il poter realizzare l'impegno di spesa richiede anche che tutte le relative entrate siano realizzate, quindi così, ecco, il mio giudizio è che non mi sembra, ecco, drammaticamente alto. Ecco, certamente si può, tutto è migliorabile. Ecco, poi così il consigliere Carnelos, ecco, nel suo intervento vorrei in particolare evidenziare questo, che è vero che qui stiamo ragionando del bilancio 2018 e quindi soprattutto la parte corrente del bilancio ha retto perché abbiamo un avanzo di oltre 1 milione di euro. Però ricordo che, ahimè, il bilancio 2019 è stato un bilancio di lacrime e sangue, dove proprio la parte corrente regge proprio al limite e ricordando anche così il dibattito in sede di previsione, a oggi appare un po' ineludibile il dover agire sulla leva tributaria in prospettiva per avere un equilibrio di bilancio e per avere anche quelle risorse che consentano poi di così poter fare dar quei servizi, fare quelle opere che la città ha bisogno per il suo sviluppo. Ecco, sull'intervento del consigliere Darè vorrei ricordare così che tra tutti i comuni della nostra provincia, direi del Veneto, sicuramente Vittorio Veneto è in assoluto quello che è stato più penalizzato da quella norma scellerata di trattenere l'IMU delle attività produttive. Qui abbiamo la seconda zona industriale più importante della provincia e anche con l'Enel avevamo degli introiti significativi, cioè questa operazione ha comportato circa 2 milioni e mezzo di IMU che altrimenti sarebbero stati spendibili
nella piena disponibilità dell'amministrazione. Questo avrebbe voluto dire, ad esempio, anche più servizi, anche magari poter assumere mutui perché la parte corrente del bilancio lo consentiva, e quindi fare anche più investimenti. Ecco, e così penso di aver un po' risposto alle questioni. Grazie, dottor Genovese. Assessore Turchetto, assessore Napoli prima. Sì, diciamo che in questi anni abbiamo affrontato questioni abbastanza complesse. Diciamo che il 2014 arriva dopo 3 anni, il 2011, dove abbiamo rischiato il fallimento come Paese, e quindi sono state emesse tutta una serie di provvedimenti di legge a partire dal giugno 2011 che poi si sono riverberate nelle attività amministrative degli anni precedenti. Adesso abbiamo trovato in qualche modo negli anni successivi, non precedenti. Abbiamo trovato un equilibrio, perlomeno una stabilità nelle norme, perché ricordo negli anni 14, 15, 16 chi doveva costruire i bilanci era abbastanza preoccupato, perché si susseguivano continuamente provvedimenti di legge che andavano a cambiare le carte in tavola. Detto questo, sul consigliere Botteon, che in qualche modo manifestava la sua insoddisfazione rispetto al risultato dell'avanzo. Ecco, il dottor Genovese ha già in qualche modo spiegato l'origine e le motivazioni. Ecco, io volevo far presente che sostanzialmente noi abbiamo, rispetto al 2017, abbiamo 2.525.000 in più. Di questi 2.525.000, 879.632 sono l'aumento della parte accantonata. Ecco, quindi l'aumento della parte accantonata, poi c'è una parte, come ho detto, di spese che non si sono potute effettuare per limiti oggettivi di operatività anche della struttura e degli uffici, da un lato. Dall'altro, determinati interventi di opere pubbliche ovviamente non potevano essere programmati nell'arco temporale del 2018 con manifestazioni, sfilate, cortei, eccetera, per evidenti motivazioni. E anche poi per la carenza di personale di cui abbiamo ripetutamente parlato all'interno di questo Consiglio, che poi si traduce anche in difficoltà operative, perché anche questo è un dato, insomma, ci vogliono le persone per fare le cose, oltre che le risorse poi a disposizione. Quindi va detto che una parte dell'avanzo, 1.051.000, è già stato utilizzato in sede di bilancio di previsione, questa è una novità rispetto agli anni precedenti, introdotta dalla legge di bilancio approvata a fine anno 2018, che ha consentito ai comuni di utilizzare già da subito le risorse disponibili, altrimenti avremmo dovuto aspettare l'approvazione del conto consuntivo e poi l'approvazione del rendiconto, e poi arrivare a luglio a tirare le somme per avere la disponibilità. Quindi diciamo che alla fin fine questa maggiore quota di avanzo è in qualche modo già rientrata nella programmazione, già da subito. Abbiamo, fortunatamente, ancora una disponibilità di 906.896 euro che serviranno alla nuova amministrazione in sede di verifica degli equilibri entro fine luglio, eventualmente per intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Se non ci fosse bisogno di questi soldi per mantenere gli equilibri di bilancio, sono somme disponibili per investimenti, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi
Diciamo che c'è una gestione molto attenta, insomma qui la dottoressa Vassore e la dottoressa Costalonga, che hanno la responsabilità della ragioneria, e il collegio dei revisori esercitano il loro controllo, le loro attività in maniera precisa, puntuale e molto seria, a garanzia di tutti, in primis dei cittadini, oltre che noi che siamo, diciamo così, coinvolti direttamente nell'amministrazione. Si è parlato del centenario, ma insomma credo che siamo un po' fuori tema questa sera. Per quanto riguarda il consigliere Saracino, che aveva fatto cenno al discorso dell'entrata dell'imposta di soggiorno, magari mi pare che qualcosa dirà il collega Turchetto. Devo dire al consigliere Darè che ho apprezzato anche il suo intervento, cioè nel senso che qui dobbiamo fare ricorso al buon senso più che all'esercizio della critica forzata perché io sono di un colore e uno è di un altro. Io ho detto più volte qui dentro che la barca nella quale siamo imbarcati è la stessa e quindi non ha senso che uno lavori per fare un buco e l'altro cerchi di aggiustarlo. Lavoriamo tutti remando nella stessa direzione, insomma, secondo me è la cosa migliore. Poi il consigliere Fasan gli ho detto il numero della pagina, che è la numero 69 della relazione, lì trova il dettaglio delle spese di rappresentanza che riguardano 2 corone d'alloro e una piccola cena che è stata, come dire, a seguito di inaugurazione di una mostra legata al centenario, quindi queste spese di rappresentanza, non rimborsi. Sui mutui, anche qui, ecco, sui mutui sono stati fatti pochi mutui dal 2008-9 fino al 2016, ecco, perché era semplicemente vietato, cioè vuol dire la crisi nella quale l'Italia era precipitata aveva indotto i governi a mettere blocchi totali e quindi siamo rimasti ingessati come pubblica amministrazione periferica quasi per un decennio. Questa è la situazione, per cui mentre gli ammortamenti dei mutui proseguivano, ovviamente se io non faccio mutui l'indebitamento va a calare e questo era un obiettivo perché ci eravamo troppo indebitati e questo anche su specifica richiesta dell'Unione Europea. Quindi io alla fine di questo mandato mi sento così di poter ringraziare tutti quanti, i collaboratori più diretti in primis, ma poi anche tutti quanti voi. Ho avuto modo di toccare con mano l'importanza e il peso anche dell'attività amministrativa nel referato del bilancio. Ho imparato io stesso molte cose e spero di essere riuscito a trasmettere come dire, la serietà di questo impegno. Ecco, io mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie Assessore. Assessore Turchetto. Sì, io volevo rispondere al consigliere Saracino in merito alla tassa all'imposta di soggiorno. Sì, in effetti lì risulta inferiore il numero rispetto al 2017, però perché mancano dei conferimenti, insomma, quindi in realtà alla fine, fatta la somma l'imposta di soggiorno è superiore, cioè nel 2018 è superiore rispetto a quella del 2017 di qualche migliaio di euro, adesso il dato non ce l'ho preciso, ma è superiore. E questo riflette, e ne approfitto, visto che ho la parola, riflette il dato dei pernottamenti ovviamente, che sono cresciuti, i pernottamenti turistici sono cresciuti nel 2018 rispetto al 2017, così come nel 2017 erano cresciuti rispetto al 2016, nel 2016 erano cresciuti rispetto al 2015, eccetera, eccetera. Siamo arrivati alla cifra considerevole, secondo me, di oltre 62.000 pernottamenti in città nel 2018, che nel 2017 erano 56.000, 46.000 mi pare nel 2015. Comunque siamo partiti nel 2013 con l'amministrazione precedente,
ultimo anno per intero, diciamo, dell'amministrazione precedente, che i pernottamenti in città erano 40.000. Siamo arrivati nel 2018 di questa amministrazione, ultimo anno intero di questa amministrazione, quindi confrontabile con quella dell'amministrazione precedente, che siamo invece a 62.000, quindi abbiamo avuto una crescita di oltre il 50% dei pernottamenti turistici in città. Direi che è un risultato davvero notevole, secondo me. Ecco, sull'altra questione degli investimenti invece, visto che è venuta fuori da più parti la questione della capacità di spesa alta, bassa, eccetera, allora io voglio fare un velocissimo riepilogo dicendo che come amministrazione abbiamo aperto cantieri, quindi non programmato opere o fatto progetti, eccetera, ma aperto cantieri con questa amministrazione per oltre 13 milioni di euro, che sono quindi 13 milioni di euro concretamente spesi in 5 anni, voglio dire, soprattutto di opere medio-piccole, non abbiamo fatto grandi opere, quindi questo è evidente che rallenta anche, se vogliamo, la capacità di spesa. Perché? Perché se devo fare 10 opere da 100.000 euro ci metto molto più tempo che fare un'opera da 1 milione di euro, devo fare 10 procedure e quindi è tutto molto complicato. Nonostante questo, cioè nonostante siano state fatte soprattutto opere di taglio medio-piccolo, diciamo, siamo riusciti a spendere concretamente, quindi ad aprire cantieri, quindi soldi concretamente spesi per oltre 13 milioni di euro. Aggiungo, la cosa ancora più importante è che complessivamente in opere pubbliche in questo quinquennio siamo arrivati alla spesa sul territorio, quindi cantieri aperti, non parlo di progettazioni o di programmazioni, che arriva all'incirca al valore di 100 milioni di euro, perché se consideriamo il traforo, l'RFI con l'elettrificazione, i lavori dell'ospedale e i lavori fatti in via diretta dall'amministrazione, siamo sull'ordine di grandezza dei 100 milioni di euro. È ovvio che gestire lavori come il traforo, gestire lavori come la RFI richiede risorse, richiede personale dedicato, perché vanno fatte varianti urbanistiche, vanno fatte le approvazioni ambientali e via dicendo, quindi sono opere che richiedono comunque un lavoro da parte dell'amministrazione comunale, anche se non sono appaltate in via diretta dall'amministrazione comunale. I numeri sono effettivamente considerevoli e ritengo che sia stata fatta una gestione, secondo me, davvero ottimale, di cui andare orgogliosi. Grazie. Grazie, Assessore Turchetto. Diamo inizio al secondo giro di consultazioni. Ho chiesto al dottor Genovese e ai revisori se si potessero fermare, quindi vediamo un attimo se ci sono interventi e se eventualmente serve la vostra presenza. Quindi nell'ordine il consigliere Saracino ha chiesto solo la parola. Velocemente, allora sul consuntivo mancano ancora alcuni dati della tassa di soggiorno, quindi sono cifre che non si riusciranno a riscuotere, perché insomma, però non sono state messe. Va bene. Quindi sono state riscosse. Dopo sul discorso del turismo sì, sono d'accordo, ma il trend è in tutta la provincia, quindi insomma tranquillo, i dati della regione ce li ho in mano, per quello parlo. La regione. Lei allora mi dà i dati del comune? No, perché li fa la regione i dati sul turismo, quindi la regione... Sì, ecco. ma dati del nostro comune sono superiori rispetto al trend che si sono registrati in questi anni. Può essere, però non si possono dire delle cose false, chiedo scusa, è tutto qui. Sì. Va bene. Non sono cose false perché gli della regione non sono falsi. Dopo diamo la parola. Come trovo fuori luogo il Turchetto. discorso di mettere dentro i soldi investiti in città con traforo, ospedale, RFI. A questo punto mettiamo dentro anche i lavori che fa lo Stato, facciamo parte dello Stato, cioè questo discorso che ha fatto sul traforo, sull'ospedale, sull'RFI, non ho trovato il senso sul territorio, perché a questo punto è veramente... Vabbè. E detto questo, la cosa che mi lascia più basito è quanto detto dal Presidente delle revisioni dei conti, è che il prossimo anno, per uscire col discorso del bilancio, sarà necessario aumentare la leva fiscale. Ecco, questo forse è il messaggio, è un messaggio che insomma non è che non ci può far stare tranquilli qualsiasi amministrazione che arriverà, quindi è necessaria questa cosa, quindi vuol dire che qualcosa prima poteva funzionare meglio. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere
Fasan. Sì. Allora, mi ha stupito l'affermazione del mio predecessore, perché io 100 milioni, malgrado mi sia impegnato, non sono riusciti a spendere. Non so, forse io, diciamo che, Sindaco, lei non deve ridere, deve preoccuparsi. Quando mi vede si preoccupi e non parlo io adesso. Vedrà che dovrà preoccuparsi andando avanti. Vabbè, sa perché? Perché non è una cosa molto intelligente ridere tutte le volte che un consigliere capogruppo e minoranza parla. Va bene, si prenda bene una nota, che si ricordi sempre questa cosa qui. Allora, io avevo messo in campagna elettorale i 60 milioni del traforo, li hai messi anche tu. Allora, uno dei due bara. Ora, o li abbiamo messi noi o li hai messi tu. Anzi, se ben ricordo, mi sembra che voi avete vinto per il no traforo. Adesso che dici, opla, che voi avete fatto il traforo, quando che avete vinto per il no traforo, non so, mi sembra che sia un'incongruenza. Speriamo che prima di andare via non facciate un'altra inaugurazione del Museo della Battaglia, che sarebbe la terza, non so. Certo che fa pensare che sta zitto, l'assessore al bilancio piange miseria, mentre l'assessore ai lavori pubblici dice che vola 100 milioni spesi in 5 anni. Mettetevi d'accordo dopo, grazie. Grazie consigliere Fasan. La parola al consigliere Darè. No, volevo chiedere al vice sindaco, è stata inaugurata la caserma dei Vigili del Fuoco, la caserma della Finanza, cosa manca? No, perché effettivamente, cioè, tagliare il nastro, bere un prosecco, ma è par ovvio. Siccome è 1 milione di euro ancora di Giorgetti, avremo piacere di così. Ha ragione, ha perfettamente ragione. La parola al consigliere Saracino. No. C'era una la segreteria va in automatico, quindi il consigliere Carnelos. Sì, dunque riprendo, e però nel frattempo non posso continuare dove avevo finito prima, perché devo ringraziare il collega Darè, perché è evidente che come prima ho stigmatizzato quanto detto da un collega, quando invece vedo la serietà e, come si può dire, l'assessore l'ha detto, il buonsenso, io dico il senso delle istituzioni, ecco, non posso che ringraziare il consigliere dell'opposizione Darè per la pacatezza dell'intervento, e soprattutto perché, avendo lui si è amministrato, gli fascisti chiacchierano e basta, siccome Darè ha amministrato sa che può capitare che la ciambella non venga col buco, può capitare di ottenere risultati migliori di quelli che si prevedevano, ma in ogni caso mai deve essere messa in discussione la buona fede, la capacità, la onestà amministrativa quando appunto si ottengono questi risultati. Detto questo, anch'io volevo allacciarmi a quello che diceva il dottor Genovese, perché il secondo corno del discorso che volevo fare prima era questo: la bontà di questi conti, fra l'altro ha come aspetto, credo positivo per la città e per i vittoriesi, il fatto che i conti quadrano senza aver toccato, sia perché non era possibile, in un determinato periodo non era possibile, e quando è stato possibile, come quest'anno, abbiamo optato scientemente come scelta politica quella di non usare la leva fiscale, perché questo fra l'altro è un messaggio di carattere politico. Vede, dottor Genovese, secondo me,
così come ce l'abbiamo fatta in precedenza, bisogna assolutamente, come imperativo categorico, cercare di farci anche per il futuro. Lei dirà, ma lei su che cosa lo basa? Beh, sa, la mia origine cattolica mi fa pensare che la provvidenza, anche in passato c'era qualcuno dei miei colleghi, qualche amministratore diceva, no, Graziano Varca non le può, fidati, arriva qualcosa, un anno arriva l'Enel, un anno arriva qualche roba. Io sotto questo aspetto sono fiducioso, chiaro, qui la metto un po', come si può dire, sul faceto, ma le dico anche che secondo me è una scelta politica quella di non utilizzare la leva fiscale per una ragione semplice. Non è possibile che a livello centrale si sperperi e si dica ai comuni di usare la leva fiscale, oppure si dica a livello centrale è possibile abbassare le tasse di qua, di là, di su, di so, e la contropartita è la leva fiscale dei comuni. Ma siamo matti? Andiamo sulle barricate, perché allora o siamo tutti ebrei o siamo tutti samaritani. È un dato evidente, vede, qui è vero che si potrà dire che siamo nella terza, quarta repubblica in cui non c'è più collegamento fra i poveri amministratori locali, e naturalmente metto maggioranza e opposizione, e i papaveri nelle alte poltrone. Non è possibile che si faccia avanti la strada di dire i comuni usano la leva fiscale e io do soldi a gogò a tutti. Oppure io a livello centrale taglio le tasse con la flat tax e poi dico ai comuni arrangiatevi e alzate le tasse. Perché questo è, come si può dire, una politica scorretta, a parte il fatto che a quel punto saranno gli amministratori locali che si faranno valere, anche di quella parte di chi dice quello. Perché, vede, perché qui si è fatto anche un gran polverone sul taglio o della possibilità del taglio delle tasse, perché vede, lo sto dicendo anche contro di me, perché se dovessi dire è possibile che io per un tipo di lavoro pago il 28%, quello dipendente, e per quello libero professionale paghi il 15%. Non è possibile, vede? La gente non lo sa, ma è così oggi. Non è giusto che chi ha busta paga il 28% e già adesso fino a 65.000 euro si paga il 15%. Questo è ti dico, fino a 60, il regime forfettario, quello fino a 65.000 euro, è il 15%. Non so, guardamo, adesso, ti dico, ma io non sto dicendo, vabbè, no, non dire questo, perché a quel punto sto pensando che stai pensando già all'IVA, stai già pensando, siccome non te sei l'ultimo venuto, capisci? Però è pericoloso politicamente dire questo. Tu stai veicolando l'idea che va bene aumentare l'IVA, no? L'hai detto tu, l'hai detto tu. Vabbè, comunque scusatemi, ho finito, grazie. Grazie, consigliere Carnelossi. Lo permetto. E poi non parlo più. Glielo permetto, anche come dichiarazione del voto. Il Canada paga il 30% di tasse, ma le paga il dipendente, l'imprenditore, ma c'è una profonda differenza, che là il dipendente scarica tutto, quindi il nero non esiste. E la denuncia dei redditi la fa il dipendente perché incassa $25.000, ne spende 20 con la carta di credito, 5 per 3, 15, $1.500 di tasse. Fine trasmissione. Grazie, grazie consigliere.
Ci sono altri interventi, sì, vedo il consigliere Botteon, prego. Allora, intanto volevo ringraziare il dottor Genoese per la precisa risposta, come sempre, e visto che sono in vena dei ringraziamenti, siccome è l'ultimo consiglio comunale, quanto presidente della commissione bilancio ringrazio i consiglieri che hanno lavorato in commissione bilancio e soprattutto i responsabili di settore che hanno sempre risposto, quindi grazie. E anche la dottoressa Della Torre, visto che è una volta per tutte che è sempre stata precisa, non solo in questa commissione, ma grazie mille. Detto questo, penso che il dottor Genovese ci abbia detto una cosa, ha detto che l'indice non è drammaticamente alto, ma è alto, perché quando dice che la percentuale di riferimento una volta era il 5%, adesso si può considerare il 10%, noi siamo all'11,5%, c'è una capacità di non spendere del nostro comune, ed è un dato che abbiamo rilevato più volte in questi anni, e in particolare in questo Consiglio Comunale. È preoccupante secondo me anche è uno dei dati più importanti per la prossima amministrazione, anche perché è una cosa che era emersa nel dibattito in commissione consigliare, è che avremo probabilmente alcune fuoriuscite prossimamente in Comune Vittorio Veneto. Mi pare che vi siano addirittura 10 dipendenti, mi pare, assessore, che dicevamo che con la quota 100 sono prossimi ad uscire, il che vuol dire che se in questo momento non dico che alcuni settori sono molto lenti, sicuramente non sono agili, ecco, nella spesa c'è una grossa difficoltà, sicuramente questo dato potrebbe peggiorare se non si interviene con, secondo me, cambiamenti drastici che vanno a snellire quello che è appunto il reparto di spesa, che secondo me ha dei colli di bottiglia importanti. E ultimo intervento politico, quindi di solito si fanno le domande, che questa è una buona abitudine che spero ritorni con la prossima, che prima si fa il giro ai revisori e poi invece sono le considerazioni politiche. Considerazioni politiche, quindi bilancio. Cosa dire? Se guardo il programma dell'amministrazione, quello che doveva essere fatto e quello che è stato fatto, secondo me vi sono delle voragini, delle cose importantissime che erano state programmate, che non sono state fatte. È chiaro che non si può fare tutto, però parlo delle caserme. Le caserme di cui tanto si è parlato all'inizio sono lì e stanno marcendo sopra i nostri occhi, sotto i nostri occhi, e sono sicuramente un'importante carenza su cui ci si era impegnati molto all'inizio, ma poi non siamo più riusciti. E secondo me il centenario è stato sicuramente un insieme di belle, importanti manifestazioni. Sono mancati gli investimenti e secondo me le caserme potevano rientrare in questi investimenti e dare qualcosa alla città che purtroppo non è arrivato. Dal punto di vista politico, proprio la città San Giacomo è rimasta quella che era 5 anni fa dal punto di vista del traffico. Purtroppo quello era la piaga principale di San Giacomo, e così è rimasta. Non è migliorato nulla, continuiamo a avere le code la mattina, continuiamo a avere le code la sera, ma code importanti che una volta non vi era una Vittorio Veneto, su cui ci eravamo promessi di impegnarci per i cittadini di San Giacomo. I sensi unici, l'isolamento di Ceneda era 5 anni fa, ci erano impegnati a risolverlo ed è rimasto, quindi altra promessa importante che non è stata mantenuta. In compenso vi è stato il centro commerciale, vi è stato il centrino commerciale del Victoria, e anche lì ne abbiamo parlato la volta scorsa, però è sicuramente un tradimento di una promessa. E così come il tradimento della promessa è cosa che non viene da nessuna parte, sarà la rotondina di Via del Cansiglio che porterà al nuovo centro commerciale, il nuovo supermercato laterale di Via del Cansiglio con quello che vi sarà di annesso, e che anche quello ha impegnato gli uffici comunali. Attenzione, non solo anche le vostre scelte hanno impegnato gli uffici comunali, quindi anche quella rotonda ad esempio, quella è una vostra responsabilità, e secondo me è un errore clamoroso, è una scelta, la definirei anche vergognosa. E
E per fortuna non sono state fatte alcune cose, non è stato fatto il supermercato a fianco alla Cadoro, che era un'altra vostra scelta. Per fortuna non è stato esternalizzato l'asilo al Cesana Maranotti, che era un'altra vostra scelta. E l'ospedale, ne avete parlato prima, ma sicuramente l'ospedale Vittorio Veneto non è stato potenziato, che era una delle grandi lotte del centro-sinistra, con grande movimento, gran raccolta di firme, però sinceramente non ho visto questa grande lotta da parte dell'amministrazione per risollevare l'ospedale. A proposito, vorrei ricordare che il 7 maggio, martedì 7 maggio, c'è il Comitato per la Sanità dell'Alta Marca che farà un incontro in biblioteca sul tema, e penso che anche l'amministrazione sia interessata a partecipare, perché si parlerà proprio dell'argomento che è stato introdotto dall'assessore Costa e dalle schede che sono in votazione in Regione. Quindi il bilancio a voi farlo, secondo me le carenze sono grandi e sono importanti. Qualcosa sicuramente è stato fatto, non vado a bocciare nulla assolutamente, sono state fatte dei buoni investimenti, soprattutto penso dal punto di vista dell'antisismica nelle scuole, e da quel punto di vista mi sento anche di fare i complimenti, però l'elenco dei punti promessi che facevano parte della campagna elettorale, facevano parte del programma di mandato, non mantenuti, secondo me sono decisamente importanti, e quindi il bilancio è negativo. Grazie consigliere. Bene, allora vedo che è finito anche il secondo giro di interventi, quindi se qualcuno vuole intervenire in risposta al secondo giro, altrimenti signor Sindaco. Grazie, prego. rispondo solo ad alcune. Allora, per quanto riguarda l'affermazione del consigliere Fasan, la prendo non come una minaccia ma come una battuta, perché ha detto devo stare attento. Io confesso che mi ha strappato il sorriso la sua affermazione quando ha parlato del mio predecessore, parlando dell'assessore Turchetto, quindi lei si sente già investito di essere il prossimo assessore ai lavori pubblici. Scusi, lei ha detto il mio predecessore, il predecessore è quello che viene prima di lei, no dopo. Non so, chiedo conferma agli insegnanti di italiano. Successore, voleva dire. No, lei ha detto predecessore. È registrato. Voleva dire successore. Vabbè, ma permetterà che questo strappi un sorriso o ha sempre ragione lei anche quando ha torto? Beh, guardi, predecessore per me vuol dire questo. Per quanto riguarda le inaugurazioni, guardi che noi abbiamo inaugurato una volta il Museo della Battaglia, esattamente il 10 novembre 2014, dopo che, se non ricordo male, nel maggio, ma vado a memoria, del medesimo anno, 2014, era stato inaugurato e chiuso, perché non erano finiti i lavori. Quindi se si parla di inaugurazioni plurime, non guardi da questa parte, francamente no. Concordo con, invece, era già uscito anche questo problema, giustamente, da parte del consigliere D'Arè sull'inaugurazione della caserma della Guardia di Finanza. L'ultima volta che l'ho chiesto al comandante provinciale della Guardia di Finanza è stato il 25 aprile scorso qui in piazza. Mi ha detto che ha posto 3 date al comandante interregionale e era in attesa di una risposta. Approfitto per dire che, per esempio, a proposito del lavoro degli uffici, i nostri uffici hanno fatto da stazione appaltante anche per la caserma dei Vigili del Fuoco, e quindi anche quello è un lavoro in cui, fra virgolette, non c'entrava o non c'entrava più il Comune, ma hanno lavorato i nostri uffici. Fra l'altro ricevendo i complimenti, perché lo hanno detto in una riunione ufficiale anche da parte del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda le caserme, io francamente forse sono smemorato, ma non mi pare fossero nel programma elettorale, le caserme che lei ha citato. Sono state una evenienza che è accaduta in itinere, non erano nel programma elettorale né nel programma di mandato. Le cito solo la caserma Pepe di Venezia, pare
non ci sono protocolli, ma c'è una dichiarazione del Demanio che dovrebbe darla col federalismo culturale al Comune di Venezia, è chiusa dal 2000. È dal 2000 che il Comune di Venezia, che non è, con tutto rispetto, Vittorio Veneto, lo chiede. Quindi per quanto riguarda la tempistica, quando si ha a che fare con organi, come dire, di una certa rilevanza, soprattutto statali, la fatica, insomma, non è proprio da poco. Poi per quanto riguarda la valutazione sui risultati della nostra amministrazione, ovviamente lei ha la sua idea, la mia è diametralmente opposta alla sua. Grazie. Assessore Turchetto, prego. Sì, no, solo qualche precisazione, insomma. La questione del traffico di San Giacomo, lì si potrà risolvere quando si farà la circonvallazione di San Giacomo sostanzialmente, ma io vorrei ricordare che in questi 5 anni abbiamo gestito tutto il traforo, perché quando siamo arrivati era appena iniziato e quindi è pieno di cause, era anche in corso. E stiamo gestendo l'elettrificazione, cioè sono 2 lavori epocali per la nostra città. Ecco, quindi non è che si possa fare tutto contemporaneamente, quando è da 130 anni che investimenti significativi sulla ferrovia non venivano fatti e da 90 anni che si parla di fare il traforo di Sant'Augusta. Voglio dire, gestire solo questi 2 lavori rappresenta una fase davvero epocale per la nostra città. Prossime amministrazioni affronteranno anche il tema di San Giacomo. Su San Giacomo comunque abbiamo realizzato la pista ciclabile di via Sant'Antonio, non solo, ma anche i tratti ciclabili della Vittoria Lata Sud e di via Celante, che consentono quindi di collegare in sicurezza pedoni e ciclisti di San Giacomo con il centro città. Questo vorrei sottolinearlo. Per quanto riguarda il CENI dei sensi unici, è vero, sì, non li abbiamo affrontati, è vero anche che se ne era parlato all'inizio e che era anche nel programma di rivedere i sensi unici, questo risponde al vero. È un fatto però che le emergenze che ci sono state nei primi anni hanno ritardato questa decisione e nel 2018 non era opportuno, perché era l'anno del centenario, intervenire con una revisione complessiva dei sensi unici, e in più si sta concludendo il traforo di Sant'Augusta, che rivoluzionerà i flussi di traffico all'interno della città. È evidente quindi che è bene che una decisione del genere, che deve essere fatta ogni 15-20 anni, forse non con una frequenza maggiore, se vediamo quello che è stato fatto anche nelle altre città è così, è bene a questo punto che venga fatta una volta che è stata realizzata l'elettrificazione, quindi anche i lavori di rifacimento del ponte di Via Leoni, eccetera, eccetera, e con l'apertura quantomeno del primo stralcio della circonvallazione est. Secondo me a questo punto diventa opportuno, insomma, questa fase. Sul discorso dell'area ex milanese ne avevamo già parlato l'altra volta. Comunque di fatto andiamo a ridurre notevolmente la cubatura esistente. Era un'area in completo stato di degrado. Era un'area che era già destinata a commerciale e quindi noi non abbiamo fatto nessuna scelta, nessuna variante e non abbiamo assunto nessuna decisione, semplicemente avevano diritto di realizzare quello che stanno realizzando, riducendo comunque la cubatura e dando un'attività ad un'area che era in totale degrado. Tutto qui. Grazie. A questo punto io congedo e ringrazio naturalmente il dottor Michele Genovese, il dottor Gianni Andretto e il dottor Luca Franchetto per la loro presenza e per la loro competenza. Grazie. Presidente, buon proseguimento del Consiglio. Grazie mille. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Vedo una prenotazione del consigliere Fasan. Come ho detto prima, mi sono espresso per un anno su questo bilancio e sarà sicuramente negativo. Poi volevo interloquire un attimo col mio successore, che dice che ha fatto una cosa epocale. No, ma voi avete fatto delle cose che hanno cambiato Vittorio, come il traforo di Sant'Augusta, l'elettrificazione, però mi sembra che l'intermodale che c'era in zona industriale hanno levato anche
percorso ferroviario. Pertanto, se da una parte fate qualcosa, non prestate attenzione a tante altre cose, non so, come la pulisteca, voi le avevate, che era una cosa che ero d'accordo e potevate farla e non l'avete fatta. Nel vostro piano mi dici no, che non avete sbagliato a fare il programma elettorale, non valeva la pena mettere dentro chiaramente. No, va bene, dai, lo farete la prossima volta, dai. Torni a mettere dentro, vedere se è vero che te la fa. Va bene? Torni a mettere dentro. Comunque non voglio più parlare oltre. Ascolta Dus, pensa a concentrarti a fare il sindaco. Però non sta a imparare da questo, fammi piacere. Specialmente nei confronti degli atteggiamenti della minoranza. Mai vista una cosa incredibile, a mio parere. Voto negativo. Grazie. Grazie. Consigliere Fasan, la parola al consigliere Saracino. Sì, tralasciando i pessimi comportamenti che Dus ha riservato alle minoranze, che vabbè, ormai fa parte del personaggio, dopo quanto ha detto il consigliere Botteon, non si può che, con tutte le cose promesse e non fatte, se ancora ci volesse una conferma, questo voto sarà negativo, perché è negativo il pensiero che ho di questa gestione amministrativa. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Forza Italia voterà sicuramente contro, come ha fatto in questi 5 anni al bilancio. Bene. Allora, consigliere Dus. Sì, noi sosteniamo apertamente questo bilancio, anche per i risultati concreti che sono stati ottenuti in questi anni, che speriamo di poter portare avanti anche nei prossimi. Avevamo candidati nel 2014 con una serie di promesse, una fra tutte Piazza Meschio. È là. Come lì sono altre promesse che sono state mantenute riguardo all'elettrificazione, come è stato detto, riguardo a una soluzione per il traforo, riguardo a una messa a norma di 5 scuole, riguardo... Com'è? Io no, Io ero una lista PD, voglio ricordarti. Come sono stati molti gli interventi che sono stati fatti da questa amministrazione, con le difficoltà del caso, naturalmente, perché le difficoltà ci sono state, con ripeto, una serie di inconvenienti che sono emersi, come succede sempre quando si lavora, e credo che la soluzione e le proposte che anche qui in quest'Aula molte volte sono state portate avanti erano delle proposte solo per contrastare delle decisioni già prese, piuttosto che per proporre qualcosa di propositivo. Sono contento che molte cose sono state realizzate, sono altresì convinto che molte altre debbano essere ancora realizzate, perché questa città ha bisogno di una costante manutenzione sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista strutturale. Per cui impegniamoci tutti, sia minoranza che maggioranza, quella attuale e quella futura, perché lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, cioè rendere migliore Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere Dus. Consigliere Botteon. Grazie, ho già elencato in precedenza le ragioni del mio voto negativo, che ovviamente non è al bilancio ma è generale, è un voto politico all'amministrazione. Aggiungo solo che sì, il primo punto del programma era Piazza Meschio, ma Piazza Meschio è stata realizzata perché sono stati destinati i fondi a Piazza Meschio, e i fondi a Piazza Meschio sono stati destinati perché il Consiglio Comunale si è opposto alla decisione della maggioranza, che non legava Piazza Meschio, ma legava la ristrutturazione di Piazza Meschio al nuovo supermercato, e questo vorrei sempre ricordarlo, che non venga mai cancellato, perché è il motivo che mi ha fatto uscire dalla maggioranza sicuramente. Quindi voto negativo. Grazie. Grazie. Allora metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione. Favorevoli? Contrari? Nessun astenuto? Quindi 5 contrari, controlliamo, e 9 favorevoli. 2, 4, 6, 8, 9.
9,514 corrisponde. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Non ci sono astenuti, quindi medesima votazione. Grazie. Devo scusarmi, volevo semplicemente salutare il consigliere Elisa Sonego, mi sono dimenticato di farlo prima, che è venuta a trovarci dopo un po' di mesi col piccolo Riccardo, quindi benvenuta Elisa. Bentornata. Il punto numero 3 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione di giunta numero 86 del 16 aprile 2019, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019-2021, prima variazione. Assessore Napoli. Eccoci qua. A lei la parola. Allora, questa variazione segue di poco l'approvazione del bilancio di previsione di neanche 2 mesi e si rende necessaria per aggiustare, diciamo così, il tiro rispetto alle previsioni fatte appunto in sede di bilancio di previsione. Come sempre queste variazioni servono per introitare nel bilancio e mettere nei posti giusti somme in più o in meno che arrivano e entrano ed escono dal bilancio del Comune. Io do una lettura veloce della delibera, soprattutto a beneficio dei cittadini che ci vedono. Allora, maggiori entrate correnti. Contributo dallo Stato per fornitura libri di testo per €600, contributo regionale fondo inquilini morosi incolpevoli per €24.600, contributo regionale emergenza sociale per €2.305, contributo da familiari per rete ricovero in istituto per €13.800, introiti per utilizzo sale comunali per €3.000, rimborso da assicurazione per pagamento perito per danni da evento atmosferico 2017 per €45.110, fitti attivi immobili presso ex Filande per €9.500, contributi da privati per manifestazioni per €3.100, contributo comunitario e ministeriale per finanziamento del progetto Stimulart rientrante nel programma di cooperazione territoriale europea Interreg VB Central Europe 2014-2020 in partenariato con altri paesi europei per una somma nell'anno corrente di €64.600. Cofinanziamento comunale per progetto Stimulart nell'anno corrente di €3.400. Maggiori entrate parte capitale. Contributo da Savno per acquisto vettura a biometano per €21.750. Alienazione del lotto 30 del PIB di San Giacomo di Veglia retrocesso della ditta SLM SRL per €304.000. Contributi straordinari ai sensi del DPR 380-2001 per €67.000 da Mode Gladys di Scarpis Armando e per €48.594 dalla ditta Progeco SRL, giuste deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 e 18 dell'8/4/2019. Contributo regionale per bando prevenzione rischio sismico da destinare ai privati per €137.400. Maggiori spese correnti. Contributi per attività in ambito sportivo, qui avremo il Giro d'Italia femminile quest'anno per €10.000. Reimpiego contributi per fornitura libri di testo per €600, reimpiego fondi regionali inquilini morosi incolpevoli per €24.600, rette per inserimento minore in strutture per €56.927, contributi vari in ambito ambientale per €3.000, stanziamento per pagamento perizia relativa ai danni da evento atmosferico 2017 per €45.110, contributi vari in campo economico e turistico per €13.300. Adeguamento e stanziamento del capitolo relativo alle spese per servizi e affari generali per €3.000.
minori spese correnti. Riduzione stanziamenti dei capitoli destinati alla spesa del personale a seguito di pensionamenti anticipati per euro 80.850. Contributi in ambito culturale per euro 1.200. Maggiori spese parte capitale. Acquisto autovettura a biometano per euro 21.750, inserimento o stanziamento per acquisizione lotto 30 del PIP a San Giacomo di Veglia, retrocesso della ditta SLM e SRL per euro 304.000. Reimpiego contributo straordinario DPR 380-2001 per euro 115.594, che è la somma delle due entrate che abbiamo visto prima dalla ditta Modi Gladys e ditta Progeco, destinati per interventi in ambito sportivo e per viabilità. Reimpiego contributo regionale per bando prevenzione rischio sismico da destinare ai privati per euro 137.400. Ecco, e questo è il tutto che compreso in questa prima variazione di bilancio. Grazie. Per il momento va bene così. Grazie Assessore Napoli, è aperto il dibattito. Parola ai consiglieri. Consigliere Fasan. Bene, speriamo sia l'ultimo intervento di questi 5 anni, mi auguro. Non è un po' qui. Questa sera, martedì 30 aprile, 19 giorni dopo l'11 aprile, scadenza indicata per legge per votare una delibera consigliare, l'amministrazione porta in consiglio una variante di urgenza il bilancio di previsione 2019-2020, bilancio votato da poco, se no un mese fa. Davvero la fantasia di questa amministrazione nell'applicare le norme a proprio vantaggio non finisce di stupirmi, lo spiegherò dopo, e credo che sia compito della minoranza esprimere delle valutazioni nel merito della legittimità del punto all'ordine del giorno. A parte il bon ton istituzionale che vorrebbe che questa variazione del bilancio fosse compito della prossima amministrazione. Andiamo a leggere quali sono i punti salienti della variazione. Da una lettura della semplice somma matematica della variazione urgente di bilancio si deduce che maggiori entrate correnti sono complessivamente 170.000, maggiori spese correnti 156.000, minori spese correnti 82.000. La differenza fra entrate correnti, maggiori spese correnti e minore spese correnti dà un saldo positivo di 95.528, mentre per quanto riguarda le entrate e le uscite in conto capitale pareggiano. Maggiori entrate in conto capitale sono 578.000, maggiori spese in parte capitale 578.000. Chiedo dove è finito questo avanzo di 95.000 euro. Queste nuove entrate andranno a riequilibrare una mancanza di entrate correnti oppure avevamo bilancio spese correnti senza copertura? Cioè, la cosa... se mi date la risposta, almeno una volta in 5 anni datemi una risposta. Vorrei sapere dai revisori dei conti qui che sono andati via, perché... Sì, perché... No, perché... Siccome qui c'è anche una relazione dei revisori dei conti che non sono assolutamente d'accordo, se questa variazione di bilancio definita d'urgenza è stata correttamente realizzata dopo la scadenza dei 45 giorni precedenti le prossime elezioni e soprattutto alla vista delle minori spese correnti pari a 82.500 che non possono essere una novità per l'amministrazione. Se sono andati, che ne so, 4 in pensione o 10 in pensione, non lo sapevate un mese fa quando avete fatto il bilancio preventivo? Domanda. No, non lo sapevate. Vabbè, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Cioè, chiedo poi se sia possibile valutare fra le maggiori entrate in parte capitale l'inserimento dell'alienazione dell'830 del PIP retrocesso dalla ditta SLM per 304.000 euro.
Non si capisce perché un'area che doveva essere retrocessa esattamente 14 anni fa, 1 mese e 16 giorni fa, venga inserita in questa variazione come atto d'urgenza. Pensa un po'. Ricordo che personalmente ho seguito l'iter della retrocessione dell'area da almeno 3 anni, senza avere alcuna risposta appropriata dall'amministrazione in merito ai tempi della retrocessione e ai motivi del ritardo. Si ricorda il sindaco, mi ha scritto varie volte. Dopo aver chiesto varie volte l'accesso agli atti della documentazione pervenuta sempre dopo solleciti e fuori da tempi stabiliti dal regolamento, improvvisamente in tempi non concessi dalle norme elettorali, l'amministrazione questa sera ci porta all'urgenza della retrocessione dell'area. Cosa sarà successo perché si verifichi questo improvviso rinsavimento dell'amministrazione? La possibilità che l'amministrazione possa essere citata per danno erariale perché non ha provveduto a retrocedere dalla proprietà privata così come è ben evidente nella convenzione. La ditta interessata all'acquisto dell'area già da anni aveva professato il proprio interesse all'acquisto dell'area, sollecitando la retrocessione, ma non aveva avuto alcuna risposta alcuna. E adesso ce la troviamo in questa variazione di bilancio. Oppure cosa altro dovrà aver indotto ad accelerare questa pratica dopo che per 3 anni si era ben riguardata dal farlo? In una risposta a una mia recente richiesta di accesso agli atti, l'amministrazione mi rispose che era in attesa di una risposta della proprietà. Se era ancora un obiettivo della stessa a costruire, come se non fosse ben chiaro che SLM non era più proprietario dell'area, perché dopo 3 anni dell'acquisto, se non aveva fatto alcuna, se volete vi leggo anche la convenzione, se non aveva fatto alcuna opera, questa poteva o doveva essere retrocessa dall'amministrazione. Con l'affermazione che voleva chiedere alla proprietà che tale più non era come previsto da convenzione, vuol dire che l'amministrazione usava un riguardo che mai era stato concesso ad altre attività produttive. C'è da meditare. Ricordo che la convenzione obbligava l'amministrazione a recedere dopo 3 anni. Ora l'amministrazione per recedere chiede a un privato che ha sottoscritto una professione di interesse all'acquisto dell'area PIP di mettere a garanzia dell'acquisto una fideiussione pari alla somma di 304.000 euro. Cose mai viste, un privato che garantisce per le finanze del comune quando è ben evidente che l'assegnazione del lotto non potrà essere a trattativa, ma dovrà realizzarsi solo dopo un bando al quale tutti possono fare la propria offerta. Un minuto, consigliere. Sì, sto finendo. Chiedo a chi ha fatto la verifica delle opere realizzate e stabilito il valore delle stesse. A mio parere quelle opere realizzate non più di 5-6 anni fa, molto dopo la scadenza stabilita dalla Convenzione, non erano da realizzarsi. Chiedo inoltre se tutte le entrate inserite nella variazione del bilancio sono pervenute all'amministrazione dopo la data dell'11 aprile e se il bilancio 2019 aveva previsto copertura della spesa corrente o capitale queste entrate. Grazie consigliere Fasan. E si è prenotato il consigliere Carnelos. Sì, Bruno, non so se questo sia il tuo ultimo intervento, ma è un pessimo intervento. È l'ultimo, mi hai detto, vedremo. Sì, certo, ma vedi, dico che è pessimo perché sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Prima dici che era da fare da 14 anni, vero? Allora io ho la convenzione fatta nel 2002, dal 2002 al 2014 non l'ha governato lo Spirito Santo sto comune, 2002 al 2014. Sto parlando io, e hai detto che doveva essere fatto ben prima, sì, hai ragione. 2002 fino al 2014 poteva essere fatto, fra l'altro sei il successore di Turchetto, è il tuo successore, quindi questo competeva peraltro al tuo assessorato, quindi insomma
potete battere il martello dove non batte il sol. Sai, la tua amministrazione. Poi, non basta, hai detto tu stesso che ti sei attivato in questi anni perché fosse, fammi finire, sto riassumendo il tuo intervento, non serve che tu faccia da sottofondo, l'hai già fatto l'intervento e hai detto che tu stesso ti sei attivato in questi anni perché bisognava farlo. Ora sono maturate le cose per farlo e dovresti essere contento, se no bastiamo contenti. Dottor Zecchi, mister, allora mettete d'accordo con te stesso. Davvero, qui, come si può dire, è un brutto intervento, perché smentisci te stesso. Questo da un punto di vista strettamente meritale sul punto che hai preso in considerazione. Voglio sottolineare la incompetenza dell'intervento per quanto riguarda la normativa sulle deliberazioni d'urgenza. Perché tu sai benissimo che una variazione di bilancio bisogna che venga ratificata entro tot, perfetto, 60 giorni. La mancata ratifica comporta la decadenza di quell'atto amministrativo e guarda caso il codice sulle autonomie locali prevede proprio tassativamente uno dei casi di urgenza, proprio quello di ratifica di variazione di bilancio. Lo dice il testo unico sugli enti locali. Del resto, se non fosse stato possibile, i funzionari del comune che hanno redatto, predisposto gli atti avrebbero dato il loro parere negativo. Ma da che mondo è mondo? Non ricordo di preciso, ma mi pare che anche l'amministrazione precedente abbia assunto delle deliberazioni d'urgenza. Mi pare, non sono sicuro, casomai se qualcuno ha la memoria storica, oppure possiamo, ma ricordo che aveva creato polemica anche quella volta. E voi avevate risposto a evidentemente qualcuno che non conosceva e diceva le stesse cose che dice lei adesso, o dici tu adesso, gli è stato risposto da quello stesso banco che erano deliberazioni d'urgenza previste, contemplate, disciplinate dal testo unico degli enti locali, che era lo stesso, quello del 2014, è lo stesso del 2019. Quindi non si vede, sì certo, è il gioco delle parti, tu dici, è il gioco delle parti, d'accordo, ma guarda, siccome hai detto che era il tuo ultimo intervento, era opportuno, non sono passati, carissimo collega Saracino, sto guardando, non sono passati e adesso ho finito. Ha chiesto la parola il consigliere Botteo. Sì, la mia è una richiesta di chiarezza proprio su questo punto di cui si è dibattuto a lungo in commissione, riassumendo qual è la perplessità più grande. Cioè, noi penso che con i consiglieri comunali non abbiamo mai sentito parlare di questo lotto 30 del PIP di San Giacomo di Veglia, smentitemi se sbaglio. E trovarmi come variazione dell'ultimo bilancio l'alienazione del lotto 30 del PIP di San Giacomo di Veglia, retrocesso dalla ditta SLM per 304.000 euro, quindi non 2 lire, senza che l'argomento non sia mai stato dibattuto in Consiglio Comunale, senza che sia stata fatta chiarezza sullo stesso, è una cosa che abbiamo trovato abbastanza strana. Quindi la domanda che faccio è proprio questa: perché non viene mai stato portato in Consiglio Comunale, se non è giusto che sia portato in Consiglio Comunale adesso, se sarà portato in Consiglio Comunale più avanti. Cioè, trovarsi una cosa per 300.000 euro
in una variazione di bilancio senza saper nulla a riguardo è decisamente strano, non è mai successo. Grazie. Considero chiuso il primo giro, c'è una risposta da parte del Sindaco? Sì, a quanto chiesto dal consigliere Botteon. Uno degli interventi oggetto di questa variazione di bilancio, su cui appunto, come ha sottolineato il consigliere, ha posto attenzione della commissione consigliare, riguarda le cifre iscritte in entrata e in uscita relative al lotto zona industriale e al lotto numero 30 del PIP. Le somme riguardano la retrocessione e la successiva riassegnazione ad altra realtà produttiva. Questo e null'altro indicano le due cifre. Si tratta esattamente del lotto 30, come dicevo, del PIP assegnato sulla base della delibera consigliare numero 9 del 28 febbraio 1997 alla ditta SLM, contratto repertorio numero 3881 del 14 marzo 2002. La ditta, dopo l'assegnazione del lotto, aveva presentato istanza di permesso di costruire per realizzare un capannone industriale. Permesso regolarmente rilasciato in data 29 febbraio 2008, numero 54. I lavori di costruzione però non sono mai iniziati, a meno di un approntamento di cantiere consistente in uno scotico del terreno e in un livellamento del fondo. Ora, a distanza di anni, i titoli edilizi sono decaduti e nulla è stato fatto nell'area. Quindi, ai sensi dell'articolo 7 del contratto di compravendita sottoscritto, la ditta è tenuta a retrocedere il lotto e il Comune ad attivare il procedimento per la sua retrocessione, previa restituzione del prezzo di cessione pagato e del costo delle opere eseguite diminuite di un terzo, cosa fatta, valutazione già fatta dall'Ufficio Patrimonio ancora nel 2018, così come recita l'articolo 7 del contratto, e sono le lettere C: iniziare entro 3 anni l'attività dalla data contrattuale di assegnazione definitiva del lotto. D: a riconoscere al Comune, leggo testualmente, a riconoscere al Comune di Vittorio Veneto, nel caso del mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto C, cioè all'inizio dell'attività entro 3 anni, il diritto alla retrocessione dell'area ceduta al prezzo di cessione originario, nonché l'acquisizione per accessione delle eventuali opere che risultassero eseguite sul lotto oggetto della cessione al prezzo valore di mercato diminuito di un terzo e calcolato, in caso di mancato accordo, dall'Ufficio del Territorio di Treviso. Trattandosi di un lotto PIP, una volta retrocessa l'area va assegnata ad altro soggetto, ma questa assegnazione non è oggetto della presente deliberazione. Punto. Quindi quanto lei trova nella variazione di bilancio è semplicemente una conseguenza doverosa di un contratto in essere. Che poi si dovesse probabilmente fare prima, visto che i termini erano già scaduti, sì, poteva farlo tranquillamente la precedente amministrazione. No, non deve passare perché è fissata da un contratto. Ope legis. Non sul resto. Ok. Bene. Sì, prego, Assessore Napoli. No, il consigliere Fasan chiedeva così di chiarimenti che, diciamo, la parte, no, il dettaglio numerico, no, la dottoressa Elvassore qui che è già pronta con tutte le sue tabelline e chiarirà i dubbi. Per quanto riguarda la variazione, siamo in una condizione oggi, tutti i bilanci dei comuni sono gestiti dinamicamente. Io mi ricordo, o io o anche altri ci ricordiamo che nel passato il bilancio era qualcosa di estremamente statico. Prima di andare a modificare qualcosa bisognava che succedesse qualche cataclisma. Oggi le evenienze e i fatti nuovi che intervengono richiedono, e secondo me correttamente,
un aggiornamento del bilancio sia per quanto riguarda l'introito di risorse nuove che anche l'allineamento con nuove spese e uscite che si vanno a determinare. Questo perché c'è l'esigenza di avere un bilancio sempre sotto controllo nell'andamento temporale dell'anno. Tutto qua, per evitare appunto la formazione di debiti fuori bilancio oppure di accumulare avanzi, eccetera, eccetera. Insomma. Solo questo. Quindi il fatto che noi abbiamo approntato questa variazione d'urgenza serve appunto proprio per avere e consegnare alla prossima amministrazione un bilancio che è aderente alla realtà in tutti i suoi aspetti. Insomma, ecco, tutto qua. La dottoressa Elvassore per i numeri. Buonasera, sì. Se il consigliere Fasan prende il quadro generale riassuntivo allegato C alla delibera di giunta 86, vede meglio indicate le variazioni positive e negative sia della parte entrata che della parte spesa. E va da sé che deve bilanciare, deve equilibrare la somma algebrica parte entrata e parte spesa. Infatti per la parte in conto capitale la differenza è di 578.744 e si vede come maggiore spesa e maggiore entrata. La maggiore spesa del titolo secondo è data dalla differenza fra 594.494 e 15.750 che dà il medesimo importo della parte entrata, e lo stesso avviene anche per la parte corrente e quindi dovrebbe sommare il titolo secondo e il titolo terzo dell'entrata che danno un saldo di 174.465 euro positivo, che ritroviamo anche nelle spese correnti come differenza fra 302.665 e 128.200. Grazie, dottoressa Elvassore. Dichiarazioni di voto, se ce ne sono, ne vedo una. Secondo giro? Sì, ha ragione. Secondo giro, prego, consigliere Fasan. Probabilmente sarà anche l'ultimo. Vabbè. Allora, sono d'accordo con il sindaco, pensa un po', quando dice che si poteva fare anche prima. E domando perché non è stata fatta prima e perché si è chiamata variazione d'urgenza questo fatto qui. Io non entro nel merito, come dice Canellò, se è cosa buona e giusta o quant'altro, visto che è stato fatto quello che doveva essere fatto. Chiedo solo se c'erano motivi di urgenza per farla, perché se non c'erano motivi di urgenza chiedo che sia tolta. Ecco, solo per quello, Graziano, per rispetto dei consiglieri, perché i consiglieri non possono sempre alzare la mano favorevoli e contrari, devono anche capire. Io mi auguro che tu abbia capito perché hanno messo questa variazione d'urgenza, quell'830. Io non l'ho capito nemmeno adesso, perché sono 304.000 in entrate, 304.000 in uscita, però che sono garantiti da un privato, non dalle casse comunali. Oh, ma cos'è questa storia? Che un privato per far valere una convenzione deve tirar fuori 304.000 euro a garanzia del comune? Ma dove siamo? Ecco, solo questo. Grazie della risposta. Grazie. Consigliere Botteon. Bene, la perplessità appena espressa dal consigliere Fasan ce l'ho anch'io. L'ultimo intervento lo volevo fare però mi aggancio, di la verità, un po' forzatamente a una voce che è il contributo da familiari per rete ricovero in istituto per 13.800 euro, una maggiore entrata, e volevo fare l'ultimo intervento parlando di Cesana Malanotti, perché mi è rimasta impresso l'intervento da parte di chi dirige ora il Cesana Malanotti, che sarebbe venuto in Consiglio Comunale a riferire, vi ricordate, periodicamente, perché adesso i rapporti sono buoni e non l'abbiamo più visto, non si è più parlato di Cesana Malanotti qua dentro. E com'è la situazione di Cesana Malanotti?
Lo sapete? Avete parlato con qualche operatore del Cesana Malanotti? Ecco, mi piacerebbe proprio terminare con questo bel richiamo, perché parlando con gli operatori mi dicono che vi è stata una consulenza recentemente al Cesana Malanotti proprio per cercare di capire che cosa non funzionasse all'interno del Cesana Malanotti nell'organizzazione. Non so dirvi la cifra, penso sui 30.000 euro mi hanno detto, però non vorrei dire una cifra che non conosco con esattezza. E gli operatori mi hanno detto: ve lo dico io cosa manca, mancano i cuscini antidecubito, mancano le coperte, i guanciali, manca il numero delle uscite, manca l'umanità. Complimenti, perché io temevo tantissimo questo risultato, ed è un risultato che è figlio di una scelta di un manager che poco ha a che vedere con una casa di riposo, dove invece c'è bisogno di tanta umanità. Grazie. Grazie, consigliere Botteon. Prego. Signor Sindaco. Sì, allora rispondo. Per quanto riguarda la variazione di bilancio, non è una voce, sono tutte le voci che riguardano la variazione, cioè non è che si isoli una voce e basta. Che poi sia strano che il Comune non ha a disposizione 304.000 euro da impegnare, c'è stato evidentemente l'interesse da parte di un'azienda la quale ha ritenuto di garantire, non di comprare, di garantire la possibilità al Comune di operare la retrocessione. Nulla di segreto, è tutto pubblico e pubblicizzato. Così come sono pubbliche tutte le delibere del Cesana, cosa che prima non c'era. Quindi non c'è nulla assolutamente di segreto. Lei ha citato forse, no, ho detto io. No, l'ho detto io, che non c'è nulla di segreto, ma rispetto a prima, perché prima non venivano neanche pubblicate le delibere. Oggi invece sono tutte pubblicate, tutte. Io posso parlare io o no? Prego, così come ho parlato con, avendo avuto anche mia mamma lì, ho parlato con diverse persone, anche non solo operatori, ma anche attuali parenti di ospiti, i quali sono felicissimi di aver portato al Cesana qualcuno che era in altre case di riposo. Questa è la voce di, non tutti ovviamente, di alcuni dei familiari di persone che hanno i propri cari all'interno del Cesana. Punto. Anche in questo caso le nostre opinioni sono diametralmente opposte. Grazie. Beh, intervento. Io ho chiuso il secondo giro, non c'erano prenotazioni. Se vuole, dichiarazione di voto. Prego, ha la parola. Consigliere Saracino. Beh, senz'altro il discorso Cesana, ha ragione il consigliere Botteon, la situazione non è per niente rosea. Sì, è un obbligo pubblicare le delibere, grazie che lo facciano. E grazie alla pubblicazione delle delibere sappiamo quanti soldi sono spesi per consulenze. E diciamo che quanto speso, quanto l'outfit di chi la frequenta non è diciamo corretto. Detto questo, che sarà un'altra nota che dovrà recuperare la prossima amministrazione, come il consigliere di minoranza che non avete neanche minimamente rispettato, sul discorso di questa delibera voterò contro, perché questo passaggio del terreno in zona industriale secondo me non è del tutto convincente. Grazie. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. No, non ne vedo. Ha visto? L'ho schiacciato io, le ho fatto un piacere. Dovere, non piacere. Ma... Anche perché qui si illumina il posto del consigliere Masetta. Vabbè, piacere, grazie. Grazie Presidente. Il Sindaco mi ha spiegato bene che qui 304.000 euro sono garantiti da un privato, però il privato che garanzie ha? In seguito si farà un bando. Questo privato che ha anticipato i soldi ha una prelazione o una particolare no? Dice di no, vabbè. Allora facciamo un monumento a questo privato. Facciamo un monumento
che per 3-4 anni ha richiesto che venga applicata la legge e non è stato ascoltato insieme al consigliere Fasan. Mio voto assolutamente negativo, grazie. Grazie. Bene, allora metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di Giunta 86 del 2019 aventi ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019-2021. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? 1 astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? 1 astenuto. Consiglieri, permettetemi prima di dare la parola al Sindaco, e mi rivolgo naturalmente anche al pubblico che ci segue da casa e che ci ha seguito grazie alla diretta TV per la quale mi sono battuto io soprattutto all'inizio, e alla preziosa opera di La Tenda TV, che voglio ringraziare, Federico Campodall'Orto e collaboratori ai quali va il mio e il nostro applauso. Volevo darvi così alcuni dati, ma anche simpatici. I consiglieri Carnelós e Fasan hanno 2 record in questi consigli comunali. Il Fasan per 148 interventi di complessivi 925 minuti e il Fasan per il record di interventi, esclusi quelli di questa sera, 188 per 520 minuti, si fa per dire. E poi ci sono le frasi celebri, ma andremo lunghi, ma ce n'è una di bellissima, il Fasan rivolto all'evangelico Carnelós, e poi ancora Carnelós per me sei un mito. Queste me le ricordo, me le sono segnate. Penso comunque sia doveroso a fine mandato rivolgere a tutti un saluto a tutti i dipendenti comunali che ci hanno supportato e sopportato talvolta e che con professionalità hanno contribuito al funzionamento della complessa macchina burocratica che nessuno di noi, vista dall'esterno, immaginava così complessa. Credo che tutti noi, chi più e chi meno, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e di accrescere il prestigio della nostra città a livello provinciale e anche nazionale, devo dire la verità, cercando di renderla una città accogliente, inclusiva e sostenibile. La struttura del Comune ha dovuto sostenere in questi anni alcune importanti innovazioni anche di carattere economico e anche tecnologico. Penso al bilancio armonizzato, per esempio, che ha messo in crisi, non in crisi, ma insomma che ha messo a dura prova gli uffici nel 2015-2016. E lo ha fatto secondo me la macchina amministrativa con spirito di servizio e intelligenza. Saluto e ringrazio tutti i componenti del Consiglio Comunale. Da parte mia ho cercato di condurre il Consiglio in modo imparziale. Se ho commesso qualche errore ve ne chiedo scusa. È stata un'esperienza in ogni caso che io ritengo positiva, anche se faticosa, anche perché ho subito degli attacchi personali che sinceramente non ho capito alla fine, e comunque mi hanno fatto capire di avere, permettetemi, non è presunzione, ma le spalle un po' più larghe di quello che pensavo. In ogni caso ringrazio tutti per il confronto che c'è stato e a tutti auguro di coltivare lo stesso interesse nell'amministrare questa nostra bella città di Vittorio nei prossimi anni. La parola al Sindaco Tonon. Grazie Presidente, cari consiglieri e soprattutto cari cittadini che ci seguite dalla Tenda TV, che come ha fatto il Presidente anch'io ringrazio perché ci ha permesso di entrare nelle case dei vittoriesi, cosa che precedentemente non era stata possibile fare. Quella di stasera potrebbe essere la mia ultima seduta in Consiglio Comunale, di sicuro è la mia ultima seduta da Sindaco. Concedetemi allora un breve, come sempre, cenno di saluto. Fare il Sindaco è un compito affascinante, bellissimo. L'idea di poter lavorare per la propria città, per la propria comunità, è uno stimolo a dare ogni giorno il meglio di sé. Solo chi lo ha provato fino in fondo, nel profondo della propria coscienza, sa quanto gratificante, ma anche quanto totalizzante sia questo servizio. Gli ultimi 5 per me sono stati anni entusiasmanti, ma anche duri. Non starò qui a sottolineare i risultati positivi ottenuti in questi anni, non è nel mio stile.
Dico solo di essere soddisfatto di aver raggiunto molti degli obiettivi che ci eravamo prefissati 5 anni fa. Al tempo stesso mi rammarico di non essere riuscito a raggiungerli tutti per una serie di motivi, non sempre dipendenti dalla nostra volontà, ma non intendo certo scaricare le responsabilità. L'anno del centenario è stato un anno eccezionale, con grande impegno dell'amministrazione, della struttura comunale, delle associazioni e delle aziende cittadine. Abbiamo offerto a decine di migliaia di persone una città bella, pulita, accogliente, ricevendo complimenti e omaggi che voglio condividere con tutti, ma che forse non tutti riconoscono. Anche giovedì scorso, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella, abbiamo dato in diretta televisiva nazionale l'immagine di una bella città e di una bella comunità. Da qui dovrà ripartire la prossima amministrazione. Ci sono però stati anche tanti momenti difficili, ben oltre le normali difficoltà e asperità amministrative. Le minacce, le cattiverie, i soprusi che abbiamo subito, la mia famiglia ed io, non fanno parte di quello che ho sempre ritenuto il normale e democratico agone politico, ma non mi hanno fermato. Non dimentico attacchi anche personali al sottoscritto, anche in questa sede. Non serbo rancore perché non è nelle mie corde, ma esco da questa esperienza avendo conosciuto meglio la vera faccia di alcune persone, e c'è chi lo ha dimostrato anche stasera. Mi resta una profonda tristezza per il rispetto assoluto e incondizionato che nutro nei confronti delle istituzioni, per l'impossibilità di concepire e capire il senso di fare opposizione, come ho visto spesso fare qui dentro negli ultimi 5 anni, all'insegna del tanto peggio, tanto meglio. Questo, da cittadino vittoriese, è l'amarezza più grande. Concedetemi un ringraziamento sincero a tutti i componenti della mia squadra di giunta per il generoso impegno di questi anni, ai consiglieri comunali che hanno condiviso il nostro cammino, alle persone impegnate nei vari enti e società legate al Comune per il loro competente e proficuo servizio, a tutti quei dirigenti, funzionari e dipendenti comunali che hanno lavorato con dedizione e impegno per la nostra città e, se mi consentite, anche alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto condividendo con me soddisfazioni e preoccupazioni di questa parentesi di vita. Anche se non mi sento poi molto anziano, sono entrato in questa sala ormai quasi 30 anni fa. Vi sono entrato poco più che ragazzo. Ritengo che per svolgere appieno il ruolo di sindaco nelle condizioni e situazioni sociali, finanziarie e legislative di oggi serva sì competenza, ma anche l'energia di un giovane. Per questo ho deciso di fare un passo di lato, confermando comunque la mia piena disponibilità a offrire la mia esperienza dall'esterno all'amministrazione della nostra città, dei miei e dei nostri concittadini, che, non dimentichiamolo mai, sono il vero e unico destinatario del nostro servizio. Auguro a chi verrà dopo di me di avvertire un onere pari a quello che ho provato io nell'essere sindaco di Vittorio Veneto. Superiore non è possibile. Grazie.